E si parte, e si parte. Ah, si parte. Ok, ok, ok. Allora, vai di buono. Vai con le operazioni preliminari. Buonasera Presidente, buonasera Alice Beck, per cortesia usciamo da questa fogna, Beck. Non si può continuare così, Beck. Un saluto al Presidente. Un saluto al Presidente. Allora, ok, ok. A posto, ciao. Buonasera Maurizio Michelotto. Maurizio, Maurizio. Quanto sono triste, Maurizio, per le tue prestazioni. Un attimo solo. Ok. Ciao Andrea Tornatore, ciao Rocco Barocco, ciao Michael Francone, Amedeo Doni, Alexandro, eccolo qua, il nostro Agi, autore di un buon gol, la rinascita di Agi, però non è ancora soddisfatto, ho parlato con Agi nell'ultimo allenamento e Agi è molto molto scontento. Ciao Stefano Ianora, ciao Lucas. Eh, Siamo a un solo gol di vantaggio su Immobile, cazzo, eravamo a più 10, porca puttana. Andiamo a vedere la classifica, perché la classifica è importante. Vediamo il Venezia, incredibilmente al sesto posto, a solo un punto da Napoli e Inter. Cioè, comunque dall'Inter, che è l'ultimo posto per la Champions, perché gli altri li vedo un po' duri. Sarebbe fondamentale arrivare cioè in Europa League almeno la Champions. È un sogno abbastanza impossibile, però nella vita non si sa mai. Classifica gol, vediamo Veneziano al comando però solo con un gol in vantaggio su Ciro Immobile. Dopo dei nostri, il primo dei nostri, non ce n'è neanche uno. Eh sì, c'è il Bode e Varocco con 4 gol. Terence 4, mamma mia, dopo il Cume, veramente non c'è nessun altro. Ma questo non bene. Non bene questa cosa. Aspetta un attimo. Ciao Zincarone, ciao Alessandro Giuliani, ciao Summer. Andiamo a vedere la classifica degli assist che vede al comando Badel, il migliore dei nostri è Terence. Poi c'è anche il piccolo Guy che ancora non vediamo collegato, quindi senza Guy non si può stare. Con 5 e Alexandru 4 che era partito a stromba tutto, poi l'infortunio di 2 mesi lo ha un po' stroncato da tutto. Ok. Stiamo aspettando però Polemangai. Cioè, chissà perché non vuole venire Polemangai. Ah. Vediamo se arriva il polso, se no dobbiamo partire che senza pole la cosa mi dà alquanto fastidio. Ok. Ciao Andrea, intanto andiamo a guardarci un po' come stanno andando i nostri amici, che non mi ricordo neanche più. Allora, eh, tu, 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 tu. Oh, Gigi Palla, ecco, uno dei prestiti più pregiati, il signor Gigi Palla. Allora, Gigi Palla è a 80. Ok, Gigi Palla, che non mi ricordo, cazzo è Palla? Non te lo dice dove è Palla? Aspetta. Non mi ricordo più perché ho perso il biglietto, molto bene, sono cose che mi fanno, che mi Ah, ok, è alla Club America. È al Club America. Traina invece è alla Nover. Non è cresciuto Palla purtroppo. E invece Coso, Kino Belic, l'abbiamo venduto per il momento.
E ne manca un altro che però in questo momento, oh mio Dio, sono un attimo rimbambito. Aiutatemi voi, non mi ricordo, cavolo. Mm. No, ragazzi, in nazionale però convocherò solo i migliori, perché se non può diventare un Venezia anche la nazionale, quindi vi avverto già. Se vado in nazionale. Però adesso non mi ricordo l'altro, un attimo, un attimo di amnesia. Allora abbiamo in prestito Traina e Palla, poi c'è Chino venduto e Pirchio. Ah, Pirchio, giusto, Pirchio, Pirchio. I contratti, cos'hanno i contratti? No, li ho già fatti. Sì, 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 siamo tutto a posto con i contratti. Pirchio, giusto? Ok, ragazzi, ok. Direi che possiamo anche cominciare anche senza Eyman. Mi dispiace, ma li ho già rinnovati, scusa. Non vorrei dir cavolate, ma il contratto scade questo agosto, la proroga non è stata accettata. Accettata, 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 accettata. Tutti quanti sono accettati. No, non lo devo fare ogni anno. Vabbè, speriamo di vedere presto Eyman. Intanto andiamo. Vediamo un po' le forme dei giocatori. Il Bode in grande forma. Veneziano rientra dopo l'infortunio. Alisbeck in forma, non lampeggia, ma è in forma. Michelotto e Alerek sono fuori. Torna Api. Il rumeno, diamogli un po' di spazio. Cannistra entra dopo, siamo in Carelli. Ok, io direi di partire così. Cambiamo un po' di divisa perché sono stufo della nera. Ok. Ciao Christopher. Sì, scadono tutti, ma dopo rinnovano. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Scadono per poi rinnovarsi automaticamente, penso sia così. Un saluto da Fabio Guerra. Ciao Gianni Palmieri. Cosa penso di Vicenza? Il Venezia è fallito 20 volte. Quindi risorgerà anche l'Anerossi Vicenza. Vai raga, andiamo per il primo big match. 10 partite per un sogno chiamato Europa. Prova il filtrante. Attenzione, va il Bode. Arma letale che in una condizione strepitosa in questo periodo. Arma letale. Fuori. Eccolo qua il nostro giamaicano. Un uomo che ha scritto pagine indimenticabili. Effetto Serra Terence. Eyman prova il cross. Il Bode. Attenzione, una mischia. Sagna si fa trovare al posto giusto e allontana. Adesso dobbiamo recuperare un po' Agi, che è veramente fuori forma dopo 2 mesi. Che non perdona, purtroppo in ospedale per un bruttissimo infortunio. Alexandro, eccolo qua il rumeno. Bell'intervento e l'arbitro dice che non vediamo se sarà anche il riscatto di Alisbeck. Michelotto invece non lo so. Michelotto dopo gli errori scandalosi dovrà riflettere un po' in panchina. Apicella, eccolo qua il presidente. Sogniamo tutti un gol del presidente, intanto fa un bellissimo filtrante. Alexandru, cross, veneziano di testa, non ci arriva. Attenzione! Mamma mia, si stava svegliando Gioga Bonito. Lui ha promesso di riscattarsi in queste ultime 10 partite. Per poco Bonito creava un sogno, il sogno. Ricordiamo ad Alexandru che deve fare i gol, i migliori assist, i migliori gol, i migliori salvataggi, che però metterei pochi il portiere, tanti difensori anche, o comunque anche i centrocampisti attaccanti si fanno salvataggi. Questo è un consiglio. Zincaro e, come si dice, speriamo stavolta di vincere il miglior gol, tanti bei gol, anche un pallonetto stupendo, anzi 2 pallonetti, speriamo. Attenzione, Eyman, madonna, si parte con la sfiga come prima. Avevano molte opzioni in area di rigore. Mamma mia, di attaccare. Stanno giocando grande un primo tempo e si sono già creati 2 occasioni. Ragazzi, lagga? Spero di no, forse solo un momento. Devono sistemare la mira. Ciao Cic Pastic.
Zincaro. Prova un traversone dalla tre quarti. Il Bode stava creando qualcosa. Alice Beck, incredibile. Il rumeno vuole svegliarsi. Il rumeno dopo l'infortunio. Oh, attenzione, è arrivato Eman. Ti prego, Eman, salutami come tu sai fare perché mi sei già mancato dopo pochissimo. Eccolo qua, il mio gol. Capolavoro dal punto di vista tattico. Sì, ha preso delle decisioni che nessuno si aspettava. È stato molto coraggioso e il suo coraggio alla fine ha pagato. Cerca spazio. No, e Mito, cioè, sono 10 partite fondamentali. C'è bisogno di tutto lo zoccolo duro, come sempre. Attenzione, no, Mito, no. Bravo Alexandro. Alice Beck. Dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Ragazzi, a me non lagga niente. Prova il filtrante. Bellissimo Paul, ma fuori gioco, offside. Che ci sia fuori gioco, Grazie, Cispasticci. Sono sicuro che non sarà l'ultimo pallone che vedremo scavalcare la difesa in questa partita. Avvertitemi se ci sono ancora problemi. Il portiere la calcia lontano. Ancora Api, ormai Api è diventato qualcosa che va un po' al di là. Eyman, grandissimo Eyman per Veneziano. Veneziano, boom! Grandissimo assist di Eyman e il Cume subito rientra e punisce. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua. 1-0 Venezia, stiamo calmi. Stiamo stati un'intesa perfetta. Grandissimo assist di Eyman Gai. Mamma mia che ha fatto Eyman Gai. Che può far tutto Eyman. Può far tutto Eyman. Musica e magia Eyman. Grande stagione quest'anno. Forse ancora pochi gol. Però ci ha inventato prodezze degne del miglior Paul. Paul Cume 1-0. Attenzione il Bode. Il Bode per Beck che poteva fare il gol. Che poteva superare forse il Cume nei gol più belli. Anche se non so se sono io il più bello. Però ne ho 2 o 3 veramente risplendidi quest'anno. Anche quello col Milan a incrociare è devastante. Eyman. Il Bode! Ricordiamo anche invece il gol pesantissimo di Micro Machine che ci ha regalato una vittoria fondamentale contro l'Udinese. Fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Veneziano, capocannoniere, ma stiamo calmi. 5-3-0, stiamo letteralmente surclassando il Bologna, ma voglio star calmo oggi, voglio tenere tutto per le ultime giornate, stiamo tranquilli. Apicella, vedete Rodolfo Valentino, non ce la fa, attenzione. L'Ape assassina col suo pungilione, ruba palla, ruba Madonna. Eyman Gai, cosa sta facendo? Ragazzi, Eyman sta diventando il giocatore che quello che ci hanno descritto tutti gli osservatori in Sardegna, un giocatore formidabile. Attenzione il Bode, missile, ma para molto semplicemente il porco di Mirante. È stato bravissimo, questa è una grande parata. Buon cambio di gioco. Sagna la mette in mezzo da lontano. Alexandro si vede che è un po' ancora passaggio in avanti. Polemico con se stesso, ma deve capire che è cominciato benissimo la stagione. No, attenzione. Grande Mito. Un infortunio di 2 mesi, non può superarlo subito. Calma Alexandro, calma. Tornerai grande. Prova il filtrante. Attenzione Alexandro, passaggio non propriamente meraviglioso. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Destro. Attenzione, ricordiamo che la forma conta tanto, conta tutto forse. 1-0, dai che va bene. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo. Sì, Mito Greco. No, beh, al massimo appena c'è la cutscene leviamo tutto. 1-0 vai, 1-0. Solito tiro che ci sta ogni tanto. Sono più tranquillo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna partita scorbutica, nel senso non sembra tranquilla, a parte il miracolo di Mito di prima, ma non è assolutamente così. Apicella, Api ancora. No! Non ci voglio credere, non ci credo. E qui anche sfortuna. Mito la liscia, ma porco, ciao Charmi. Non so di chi è l'errore. Dio. Apicella. Mito, autogol di Mito. Autogol di Mito che dopo una vabbè, lasciamo perdere.
l'aiuto La gufata è arrivata, porca puttana, questo ci manca ancora. In certi momenti facciamo dei fail assurdi. Attenzione al Bode. Dio Cristo, non stiamo giocando bene adesso però. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Destro, allarga il gioco a destra. Cerca spazio. Riceve il passaggio e passa. Mamma mia, adesso cominciamo, eccolo là. Cominciamo a crollare psicologicamente. Fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ci è andato molto molto vicino, un tiro ottimo. Non ho parole, non ho parole, non ho parole, è un gol proprio che non esiste. Il Venezia ha vinto la scorsa partita, anche se bisogna dire che è stato quindi l'autogol a mito. Dopo controlliamo meglio però. Rodolfo sbaglia tutto, Rodolfo, basta, siamo andati. Noi appena subiamo qualcosa di cui non abbiamo ancora il carattere, questo proprio lo possiamo dire proprio tranquillamente. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Il Bode la mette sulla per Veneziano, sponda del Cume. Serve l'invenzione da parte di qualcuno che non arriva. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi bruttissimo. a verticalizzare e va giù. Ma cos'è? Ma dai! Ma dai, che scivolato quando la palla era già fuori da 1 metro. Ma vaffanculo, ma vaffanculo. Ma cosa fai? Ma cosa vuoi? Ma... Siamo crollati proprio di nervi, ma quella puttana. C'è ben poco da protestare. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa. Adesso la paramito si riscatta e la vinciamo. Non ci credo, non la para mai sul rigore. Vate a cagare, va. Vate a cagare tutti. Sono molto incazzato, Mamma mia quanto sono incazzato. Non può una squadra che vuole l'Europa non può fare queste figure di merda. Mi dispiace. Sono in vantaggio di un gol. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Togliamo Alexandro, proviamo a mettere la velocità di Terence e proviamo a spostare così. Che comunque Ale è un destro puro e Terence è un sinistro puro. Proviamo così. Togliamo Eyman, mettiamo Cannistra, vediamo se può fare qualcosa. E leviamo anche Zincaro e mettiamo Micro che ci ha salvato con l'Udinese. E speriamo. Però ragazzi sono delusissimo con la squadra. Provano a ripartire da dietro. Ottima discesa sulla destra. Ragazzi io non ho problemi di frame. Ma porca puttana. Sveglia cazzo. Alice Beck. Sono andati in vantaggio e poi hanno finito per perdere la partita. Sicuramente è un ricordo che brucia e che probabilmente sta condizionando la loro prestazione. Ah, donna con sti falli. Mamma mia che nervosismo che c'è veramente nervosismo. Ci vuole un miracolo per risvegliare la squadra. Sconfitta che ci può veramente togliere dall'Europa. No, Bode, Cristo di quelli. Raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Dai, Bode, vuole recupero, almeno l'ha recuperata bene. Prova la giocata. Cannistra bravissimo! La conclusione. Ma se si mette anche il Cume a sbagliare sti gol, però. Molto vicino, però non ha. Lo devono segnare anche gli altri, ragazzi. Che tiro! Qui la palla proprio. No, espulso Zincaro dove? No, vabbè. Vabbè, basta. Quindi non entra neanche Micro. Ma andate tutti a cagare. Ecco, ho capito, dai, niente Europa, benissimo. Prova il filtrante. Il Cume. Cagare. Mamma mia che inizio orrendo. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non possono fare altro che continuare a insistere. Infatti. Prova destro. Proprio un calo di nervi della squadra inaccettabile. Per quanto gli arbitri siano contro di noi, lo sappiamo, però. Cioè, non accetto queste cose. Una squadra che vuole l'Europa non può fare queste stronzate. Lancio lungo del portiere. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cerca spazio. Destro. Mito prova a salvare il salvabile. Apicella. Alice Beck. Vuole la profondità. Basta! Opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Cerca spazio. C'è spazio per calciare. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Non potevano trovare gol in un momento migliore.
davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Ragazzi, se siamo 3-1, però vedo che ci sono dei problemi. L'ultimo cambio a disposizione della squadra. Aspetta un attimo. Tutto male oggi, tutto male. Mi dà streaming buona, sinceramente, cioè non capisco. Non capisco questi problemi, quella troia. Mi va tutto a posto a me, raga. E si riparte con 2 gol di vantaggio. No, sono delosissimo, ragazzi. Cioè, cominciare così la live è una merda. Proprio handicappati in campo sembriamo. Mamma mia, ci tremano le gambe. Meglio non andare in Europa, va. Meglio stare tranquilli in campionato. Perché... Mamma mia, ragazzi. Mamma come stanno giocando male. Mamma come stanno giocando male. Grande movimento nello spazio. Occasione. C'è la palla lunga in avanti. Veramente one disaster. One disaster. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Questa sconfitta ci dà veramente una botta per l'Europa a dir poco scandalosa. Non sperare nella sconfitta delle altre, ma ottimo intervento. Non si va da nessuno avanti con questo carattere. Pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Madonna, cioè non ce n'è uno che fa un passaggio ormai. Riceve un pallone interessante. Pallone morbido verso la fascia. È stato un brivido per la... Finisce 4-1, vergogna, squadra in ritiro. E questa è stata una prova davvero poco convincente. La squadra ha deluso da diversi punti di vista, soprattutto troppi errori. Oggi i tifosi non sono certo rimasti delusi. Contrasti decisi, giocate di classe, una partita che valeva tutti i soldi del biglietto. Non ho parole. Sì, Paul, ma non così. Però non siamo d'Europa. Siamo anche imbavati. Rimane così. Potevamo entrare. No, in realtà no, un punto dal Napoli. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, in ritiro, assolutamente. Veneziano è il migliore del mese, ma non me ne frega un cazzo. Sconfitta inaccettabile, sì. Venezia-Cagliari, siamo contro la squadra di Eyman. Vediamo un po' che fare, per adesso normalmente stare uniti. Ha fatto una settimana di ritiro. Neanche i cellulari non avevo lasciato, cazzo. Vediamo un po' di cazzo. Allora, qua siamo più madonna. Siamo messi veramente male. Anche il Bode è messo male, entra. Mettiamo Barocco, il Bode un po' in calo dopo le grandi prestazioni dell'ultimo video. Picella è in forma. Pintus Alamos, in questo momento abbiamo bisogno di gente veramente in forma e il Duca è in assoluto quello che sta giocando meglio, lui è bene buono a sinistra e mettiamo Mencarelli, scelte forti del Cume. Per adesso è così. Anzi anche il nostro presidente comunque l'autogol, anche se non è colpa sua, però diamo il buon esempio e dimostriamo che il Cume non accetta errori da parte di nessuno, neanche dal presidente. Vai. Devo risistemare il capitano, devo sistemarlo perché quando sono le espulsioni succede un casino. I giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Oggi si affrontano Venezia e Cagliari. Ragazzi, svegli adesso, pensiamo esclusivamente a vincere questa partita. Palla giocata alta sulla fascia. Barocco, bellissima, subito bella azione. Occasione. Pavoletti. Vediamo se il ritiro ha servito a qualcosa. Veneziano. Appoggia Veneziano per Barocco. Con eleganza. Il Cagliari ha prevalso l'ultima volta. Ci vuole un po' per entrare in squadra, non è che uno può entrare dopo qualche live. Anche se sono 10-15, qua parliamo di gente che è da anni che scrive. Scusami vecchio mio, dopo ne parliamo per gli acquisti nuovi.
Adesso però ho bisogno un attimo di concentrazione insieme alla squadra, perché se perdiamo l'Europa e potremo addirittura andare in Champions sarebbe un po' fastidio. Bravo Darkstar. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo Bellissimo, passaggio. non so chi ha fatto il passaggio, ma bello, forse L'intenzione era Eyman. molto buona, l'esecuzione un po' meno. Interviene tempestivamente. Sì, dopo lo rimetto, dopo lo rimetto, però se non pensiamo alle fasce, pensiamo alle cose serie, cioè a vincere. Ma soprattutto a giocare bene. Provare a disunire la difesa avversaria per trovare più spazio. Grazie ai movimenti ampi degli attaccanti sperano di creare lo spazio per gli inserimenti dei centrocampisti. Veneziano. Cerca la profondità. Riceve un pallone interessante. Rocco, ma che cazzo? Madonna, ma cosa stiamo combinando, ragazzi? Ma c'è... Ok, ho capito, è arrivato il braccino corto. Dai, siamo neopromossa, Paul può avere anche ragione, però allora non illudiamo i tifosi. Con questo pallone lungo. La butta dentro. Mincarelli. Ha fatto scelte un po' forti questa partita. Maturata anche a causa della situazione di inferiorità numerica. Prova la giocata nello spazio. Prova la verticalizzazione. Ho bisogno di sentire Alexandru Hagi, voglio sentire Hagi, cosa ha da dirmi. Hagi e Paul ho bisogno adesso, Ho bisogno dei due menti della squadra. Siamo in un brutto momento, vediamo cosa mi possono dire loro. La partita è molto chiusa, non si è per visto Mincarelli, un tiro in porta. il geometra. Le due squadre sono ancora in fase di studio e preferiscono non prendere rischi. Devono fare molta attenzione ai calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto bella, peccato. Alamos, bel tiro fuori. Però si vede che siamo contratti. Non sento le menti della squadra, non le sento in chat. Rocco. Prova il filtrante. Il Venezia nelle ultime settimane ha segnato molti gol nella fase centrale del primo tempo. La partita di oggi però lo so Alessandro, c'è l'infortunio che ha distrutto dopo l'inizio devastante. Andreolli prova a velocizzare Sentiamo il anche gioco con la verticalizzazione. Andreolli con il lancio sulla fascia. Vai Paul, grande. Con un fallo laterale. Grande Terence, c'è bisogno anche dell'idea di Terence sinceramente. Nel senso, comunque spensierato, un po' drogato, ci ha sempre aiutato. Mettere un pallone interessante in aria. Vai Pintus, Nasdaq, anche Nasdaq non è più il nostro Nasdaq. Dai Nasdaq. Dio Cristo, cosa sta succedendo? Passaggio in avanti. Che cacchio sta succedendo, Fe? Ci siamo lasciati da re e siamo tornati a servi della gleba. Mi piace il presidente come sta incoraggiando Michelotto, che io chiaramente da allenatore dovevo assolutamente scuoterlo perché ha fatto due cose inaccettabili, però mi piace il presidente in questo frangente. Mamma mia che culo. Siamo una nave che sta affondando in questo momento. Ma il suo intervento è stato provvidenziale. Pallone comodo per il portiere. Rodolfo la recupera, ora poi la riperde. Non azzecchiamo più un passaggio. Ci mette, subisce fallo. Questo si è fallo, si è spostato all'ultimo, che sfiga. E chiaramente subito la munizione del primo fallo. Il cartellino che infatti arriva. Giallo. Bravo. No, Mito! Mamma mia. Pintus. Mincarelli. Geometra. No, come il mister giocatore, lo vedi che è nervoso. Attenzione, dormita. Mito esce perché? Guarda che tante volte non esce, cioè Mito esce per i cazzi suoi. Non ci può arrivare. Parte il cross. È troppo lungo, non ci può arrivare. Per il momento malissimo. Sembrava tutto d'oro con Eyman veneziano, quel grandissimo assist gol. Ancora Mito, mamma mia Mito. Mito ci sta salvando dal baratro finale. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Grande te, vai Terence, grazie. La Giamaica è con noi. Anche Terence ha avuto un calo, comunque diciamo che è un calo. Diciamo che i migliori nell'ultimo periodo sono stati sicuramente il Cume che segna sempre, Eyman, Apicella, a parte l'erroraccio dell'autogol con Mito, il Mito stesso, Alamos,
E l'arbitro fischia l'inizio della Ma seconda poco porzione altro, di peccato gioco. se non segna il cubo non segna nessuno. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Darkstar. Possibilità Diego, di tiro. no, no, no. Tenta la conclusione. Ed ecco il gol. Mamma mia, Mito si incazza, ha ragione. Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo tempo. 1-0 Cagliari. finalizzato Stiamo alla buttando una perfezione stagione questo 1-1. strepitosa nelle ultime partite. Ciao Dark. Un gol del vantaggio. Adesso serve veramente Pesantissimo. tutto lo zoccolo duro unito, Sono perché assicurati perdere anche in casa col Ma Cagliari. ora devono resistere. Lo stadio diventerà una bolgia. Prova il filtrante. Prova a saltare il centrocampo. Il Duca mai visto. Anche che il Duca era in forma, mai visto Cerca oggi. spazio. Riceve in Veneziano. ottima posizione. Heyman. Non azzecchiamo un passaggio, micro. Il Cagliari ha difeso con forza il proprio allenatore dalle critiche piovutegli addosso negli ultimi giorni. Mito la Io butta credo che su. le critiche che sono state rivolte all'allenatore siano fondamentalmente giuste. Se L'impostazione il Cagliari è che ha anche in dato la difesa difficoltà ha e lasciato perdiamo, la squadra attenzione, ma scoperta non per ci siamo lungo tramite proprio, la micro, partita. prova a salvarla. Soprattutto Dai il non è fallo. capace di Dai il cambiare fallo, la sua Cristo, la tattica in riperdiamo. difesa. Pintus, non ci ha Prova un cazzo il traversone ritiro. dalla tre quarti. Prova a Ah, bene. scavalcare il centrocampo con il passaggio. Darkstar la La butta mette su. sulla fascia. Niente da fare. La non recupera. passa. No, basta. L'ultimo. Proviamo, devo fare delle scelte anche forti perché Cigarini, ragazzi il la mister mette in questo mezzo, frangente da non mi sento lontano. di aver colpe, sto facendo il possibile, gioco sempre uguale Venezia ai oggi giocatori sta che sono facendo lenti fatica e non contro riescono a squadre fare i che dovrebbe passaggi. essere inferiore. Beh, d'altra parte hanno sofferto. Guarda, dei nel contatto incoglioniti questi avversari. siamo. Erano andati in vantaggio e poi hanno finito per perdere la partita. Sicuramente è un ricordo che brucia e che probabilmente sta Heyman, micro, condizionando la loro quello che si è prestazione salvato di oggi. con l'Udinese, micro, Il buon portiere tiro, si oppone. un po' di orgoglio da parte di Perfetta la micro. parata. Qui Bravo. il portiere ha tirato giù la saracinesca. Vai Cannistra. Pericolo sventato almeno per ora. Vediamo se qualcuno può salvarci. Pintus, Nasdaq non azzecca più un passaggio. L'indice è in ribasso. Out, ci sarà rimessa laterale. Alexandro, Verso il centro prova a buttarla in dell'area. mezzo. Veneziano non esiste Cross neanche lui. respinto. Micro. Nasdaq. Non è Finalmente un finita. bel cross, ma il veneziano Buona non è lettura presente. difensiva, il cross è stato respinto. Micro, uno dei migliori micro. Sta mettendo un po' di cuore. Darkstar. Prova la Micro giocata ancora nello bravo. spazio. Nasdaq. Pallone Nasdaq, passo in niente, aria. non azzecca un passaggio Nasdaq. Vai. Alamos recupera. Alisbeck prova una cosa bella ma in questo momento inutile. Andreolli allontana. Rodolfo. Ma ragazzi, ma c'è. Ma anche di testa? Mito la butta su. Veneziano Tutto non è fermo, fuori gioco. offside. Bravo Veneziano, bravo, mi stai piacendo. La difesa qui era alta, per questo l'ha messo in fuorigioco. Sì, Michelotto, Micro sta giocando il migliore in campo in assoluto. C'è la palla lunga. Ancora bravo Micro. Veneziano prova a fare una cosa che non è nelle sue corde ma la fa bene. Rocco sei. Però se non mi dai questo rigore, ma sei proprio un figlio di puttana. Ma allora vaffanculo. Allora proprio ciao, bravo, te lo dico con il cuore. Ciao proprio, ciaone. Lungo passaggio in avanti. Dai, siamo scomodi. Cercano di rilanciare l'azione dalle Non è una riprese. scusante, noi stiamo facendo schifo, però. Van der Wiel. Non la prendiamo mai, siamo sempre in La mette ritardo. dentro. C'erano diversi Darkstar, compagni dai, davanti, niente, il cross rimessa però è loro. stato impreciso. Ha cercato di crossare subito per anticipare la giocata, ma non ha avuto nessun effetto. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. Ciao Infatti Pep. non ne aveva più.
L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire da Come va? Persa da prima in maniera rovinosa. Ah, mamma mia. Ne stiamo perdendo anche questa. L'Europa sta allontanando. Troppi sogni di gloria. Gervasi, Barocco. Veneziano, non può essere sempre Veneziano osservatore della parte. Non voglio difendere. Se sono allenatore e giocatore non mi voglio autodifendere, però. Cross. Non posso sempre salvare io tutto. Ecco un altro cross. Rodolfo sbaglia. Arriva Mitto che fa quel che può. Finisce qua. Vediamo se all'ultimo respiro arriva almeno un'azione. Manca molto alla fine ormai. Ma stiamo giocando da far schifo. Alexandro la tocca solo. Ecco un'altra rimessa laterale. Bruttissimo fallo di frustrazione di Cannistrà. Bruttissimo. Brutto fallo. Adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Come ci sta, sono tutti incazzati. Dai, 2 sconfitte così con 2 squadrati. Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Altra sconfitta, non possiamo sperare ancora. Siamo ancora in Europa League, per il momento non è che possono perdere in eterno le altre. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Staranno certamente ripensando a tutte le occasioni costruite e sprecate durante la partita. Fa male perdere, soprattutto quando hai avuto così tante occasioni. Il pareggio secondo me Micro 6 giusto, Pinto 6 forse per i cross finali, Aramo, va bene, ci sta, voti abbastanza giusti. Vediamo, ora siamo noni, scendiamo al 9° posto a -3 dal Milan. La situazione non è per niente bella, raga. Vabbè, 8 partite. Si va a Bari. Poi se non vinciamo a Bari, cioè è bene che ci ritiriamo, Bravo Micro che sta migliorando. Sento poco Eyman. Grande Terence, ma sento poco. No, devo cambiare il capitano. Tanto mettiamo un'ipotetica titolare. Io spero che Terence sia in forma perché avrei un po' bisogno di Terence, con tutta onestà. Adesso vediamo. Allora, mamma mia, la forma è pietosa, fuori 2 terzini, purtroppo. Mettiamo Alerek. Pardo in destro, mettiamo i naturali. Mettiamo Pardo, speriamo che possa fare qualcosa. Mettiamo Cannistrà titolare. Niente, Alexandro non riesce proprio a tornare in forma, non c'è niente da fare. Mettiamo nel secondo tempo. Barocco. Facciamo così. Devo un po' fare qualcosa, non so più che cazzo fare. Dai ragazzi, Grinta adesso però. Su Grinta non pensiamo ai soldi del presidente, non pensiamo a cagate, perché perdiamo questo e siamo fuori dall'Europa. Bari e Venezia. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. No, voglio mettere Micro che è in un buon momento. Mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Barocco la lancia su. Micro si merita di giocare adesso. La mette sulla fascia. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Vai. Sono stati sfortunati. Non voglio polemiche tra giocatori e persone che vogliono diventare giocatori. Ci pensiamo più avanti a questo. Alice Beck. La cross in mezzo. E un cross, Ale, un cross. Buona lettura difensiva. Un cross, cazzo, non è difficile nel calcio. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto Eyman di testa, non ce l'ha. No, Ale, scusate. La poi fa ste robe. Sì, è poco da saltellare come un canguro. Cioè, fa i tacchi, fa le rabone, però poi quando serve fa la cagata.
E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Bello. Sicuro qui il portiere nell'intervento. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. La squadra è da 2 settimane in ritiro, il presidente furioso. Si sono incontrate, i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Per punizione ha fatto mangiare solo miele ai suoi giocatori. Il suo miele, per carità, buono però. Veneziano che tu però sveglia, grazie. E se Veneziano pensa a capocannoniere lo tolgo tutte le partite. Si libera la grande, cerca di lanciare il compagno. Tenta la conclusione. Palo. Mamma mia. No ragazzi, cioè qua dobbiamo rilottare per la retrocessione, siamo avanti così. Deludente che i tifosi della stampa imputano soprattutto alla tattica scelta dall'allenatore. Sì, l'allenatore non si è tirato indietro, ci ha messo la faccia. Dai Fui, Terence. Vai, effetto Sera, c'è tanto bisogno di te, Terence, mamma mia. È innegabile che il risultato sia stato condizionato anche e soprattutto dalle sue scelte tattiche. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ci mette il fisico. Sarebbe bello il gol di Pardo. Gervasi, bravo Rodolfo. Rodolfo è sempre forse uno dei più belli da vedere in campo. In mezzo. Palla in profondità per il compagno. Riceve un pallone interessante. Apicella. Calcio d'angolo. Raga, non pensiamo. Gol, ma andate a fare in culo, dai, lo lasciamo da solo. Ma Cristo, ma diciamo, non vogliamo andare in Europa, basta. Questo colpo di testa, preciso ed efficace. Dai. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare. Dai, cazzo, ma che gol sono da fare in Il Bari si porta in vantaggio 1-0. La stagione strepitosa buttata via. Sono passati in vantaggio. Ale. Vediamo se e come. Ale, cazzo, un altro ti cambio, che sia il primo tempo. La palla viene respinta. Il Messi sta incazzando furiosamente. Riceve il passaggio. Ale. Se ne va. Ale, finalmente una cosa giusta. Viene concesso un altro calcio d'angolo. Va di testa. Ma porca miseria, dai. Mamma mia, come sto incazzando. Il Bari ha la difesa peggiore del campionato. Sì, la difesa peggiore vedo. Appoggia il pallone largo con eleganza. C'è fallo. Ci siamo montati la testa, ragazzi, ci sta bene. Ve l'ho detto io. Ci siamo montati la testa. Ci siamo montati la testa. Eyman che lo sento pochissimo. Eyman ci sta. Io spero che veramente non sta mollando la barca perché stiamo perdendo. Cioè, dove sei, Eyman? Cioè, voglio un commento al secondo da parte di Eyman. Lungo passaggio in avanti. Cerca spazio. Eyman è il fondatore dello zoccolo duro. C'è la palla al posto di avere le battute stile Pardo vorrei un Eyman un po' più profondo, sinceramente. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Perché è qua che si vede lo zoccolo duro. Sulla fascia, è libero. Prova il filtrante. Pallone comodo per il portiere. Presidente già me lo vedo, incazzato nero. Vuole la profondità. Dai Presidente, giustamente. Prova la giocata nello spazio. Bella apertura. Sì, Paul, ma vogliamo commenti profondi. Da Paul, sono molto esigente con te. Oltre ad essere il trequartista della squadra, l'inventore di gioco, sei anche l'inventore dello zoccolo duro, c'è il creatore. No, vabbè, tasboro. Cerca la rete e c'è la rete. Incredibile. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Ma non è che ci sono della negatività, facciamo cagare i morti. Questa squadra gioca a memoria. Ma che roba, 2-0 col Bari, che sono forse ultimi super. Ma un passaggio, Si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità.
Costringe l'avversario al fallo. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Prova il cross. E il portiere la fa sua. Mito. Primo tempo che finisce qui. Ciao Andrea Folin. Iniziano i secondi 45 minuti. Devono assolutamente cercare di segnare un gol Se nei primi non minuti segna per mettere in Kuman, non difficoltà gli segna avversari, nessuno. ma Basta. soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento Un'ala cruciale che della mi fa gara. roba del genere Se non la vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Le provo tutte tanto. E vaffanculo. Il Venezia ha perso una partita molto tesa ed equilibrata nell'ultimo turno. Una sconfitta che secondo alcuni ha destabilizzato l'atmosfera dello spogliatoio. Rocco, ma dove Ottimo vai? disimpegno, Dove vai, Rocco? Dove vai? Soltanto rimessa laterale qui. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. C'è un doppio cambio. Terence recupera. E ancora una volta si dimostrano solidi in tutte le zone del campo. Vuole la profondità. E questo è il fallo, non ha dubbi l'arbitro. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Questo calcio piazzato è davvero un'ottima opportunità. Cerca spazio. Occasione. Vuole tirare. Ma va a fare in culo. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Guarda, sono in silenzio stampa, ragazzi. Sono in silenzio stampa perché giocare così è inaccettabile. Scavalcandola col pallone profondo. Ma non azzecchiamo mezzo passaggio. Ma neanche uno, vabbè, ogni tanto uno così. Neanche mezzo. Sì, Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Prova un traversone dalla tre quarti. Ma vaffanculo anche te, come coglione. Sporo, Bode unica punta, vaffanculo. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Santi, che non posso farlo, ma lo sto facendo dentro di me perché mi sto incazzando come una bestia. Provano a ripartire da dietro. Guarda Micro, guarda il cuore di Micro, incredibile. Micro si è rivelato veramente un buon giocatore in questa seconda parte. L'unico nazionale che abbiamo, per carità, Stati Uniti, però intanto il fisico e conquista il pallone. Cerca spazio. Vai Terence, illuminaci niente, neanche anche Terence sembra un giocatore sbiadito. L'arbitro assegna un calcio sì, di che è nero, punizione interessante. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Può essere da Duca, può essere Duca. Prova la giocata. Il rumeno, la dà arma letale. Non è neanche angolo, no, ma com'è? No! Ma no, vabbè, ci metto anch'io. Palla allontanata senza troppi anche il mister schizza ogni tanto, cioè.
geometra. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Bello, bello di mani, bellissima. Bode. Prova il filtrante. Ok, bravo Terence per il Bode, arma letale, gol. Conclusione, palla in rete. Arma letale 2-1. Sono stati bravi, hanno sofferto, hanno creduto di potercela fare, hanno riaperto la partita nel momento più difficile. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Dai raga, dai. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Mincarelli. C'è solo Fallo un su gol Agi, adesso non a separare fischiato. le due squadre. Fallo su quel cazzo Questo di gol porco di cambia Agi, non gli equilibri fischiato. della partita. Porca. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. 85esimo, un quarto d'ora, ma come pareggiarla? Grande movimento nello spazio. Era lanciato Terence. in porta ma la difesa ha chiuso bene. Terence, grande assist di Terence comunque. Arriva nella tre quarti avversaria. Agi. No, Buon intervento Agi di però, Pezzi. dai. Mamma mia, hai 100 in passaggi, cazzo. Il Bari non sta facendo un pressing Il asfissiante. maestro. Cercano di mantenere Il le maestro. distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli Terence. avversari puntano molto sugli Terence. inserimenti in velocità e i movimenti senza Dai palla. Agi, dai In Agi. questo momento un Porca, passaggio questo era bello, riuscito e sono in peccato. porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. 83esimo. Meno un punto perché... Ottima pressione la sua. E lo Palla fischia il recuperata. porco 2. Fallo, calcio di punizione. Prova a metterla subito in aria. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E passa. Guarda che roba, sì, vabbè, sono saltati tutti. Anche Api saltato come un qualsiasi difensore. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Vai Terence, vai Terence, vai Terence, vai Terence, vai Terence. Effetto serra Terence. Bravo Riceve in Terence, ottima bravo. posizione. Pericolo. No! L'arbitro controlla il cronometro. Non ci credo. Fallo, nessun dubbio. Dai, in the box, in the box. Non ho da passarla perché non c'è il cume di testa. Vuole la Vai difesa. Terence, ultima chance, giamaicano nostro. La mette in mezzo. Interviene tempestivamente. Alexandru non la prende e la perdiamo. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. 3 sconfitte E mai questa è stata una successe. prova davvero poco convincente. La squadra ha deluso da diversi punti di vista, soprattutto troppi errori. Basta, obiettivo calcio Europa vince League e concluso. anche il E pensavamo alla Champions noi. Benissimo, siamo sprofondati all'anno posto a meno 4. Sì, meno 4. Ma solo Microtech avvocati. Bravi ragazzi, vedo forti siamo forti. Venezia-Roma. Meno 4 del sogno. Alexandru in partenza alla Iaccio. Mamma mia, lo perdiamo e tutti se ne vanno magari. Allora. Lasciamo Api in panchina. Perché se non c'è Api chiaramente mettiamo Veneziano capitano. Cioè non abbiamo la squadra, non esiste. Cioè, Boh. Mancano 6 giornate. Piove. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. E ne parliamo dopo, Oggi si Peppe. affrontano Venezia e Ma è Roma. giusto che non devono andare in Tutto nazionale, pronto e dai. siamo anche noi.
Luca Marchegiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Pintus. Ciao Fabio, un saluto a te. Andiamo in Europa League e posso andare in nazionale. E sul divano. Fallaccio su... No, mi hai rotto Pintus. Ma sei un figlio di... Ma dai, ma perché? Ma basta, allora diciamolo. Il Venezia deve andare in Europa League e ci accontentiamo di rimanere in Serie A. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. E noi era espulso chiaramente. Respinta della Se difesa. capitava a noi era espulsione con diffida per 99 anni. Prova il filtrante. Micro, niente. Qua ricordiamo il gol di Cannistrà che ci ha Fatto salvato pronto. quando ancora c'era un sogno chiamato Europa League e addirittura Champions League. Ma 3 sconfitte di fila. Dai e vai. Alexandro deve dimostrare Si tanto libera la adesso, grande. Micro. Terence. Heyman. Occasione da rete. Tiro bruttissimo di Heyman. Decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Probabilmente un po' tutto. Il presidente comunque anche citato da Heyman benissimo, che ricordo sempre il canale di Paul Heyman Guy per queste cose. Tutto c'è un po' gasato forse. Se ne va. Bravo. Ecco che fa il tiro. Bravo Darkstar. Darkstar comunque è veramente una riserva di lusso. Anche lui fa le sue cagate, però... Nainggolan vuole la profondità. Eccola qua. El Shaarawy. Eccolo, mamma mia. Bel pallone Ah, non filtrato, ci siamo è più, riuscito raga. a concretizzare. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Darkstar. Stanno giocando un ottimo primo tempo e si sono già creati 2 occasioni importanti. L'atteggiamento è quello giusto. Ora però devono sistemare la mira. Non so cosa ci può far cambiare il rumore, io non Venezia lo so. ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano Cazzo, dai, tiriamo fuori sta grinta, non sorti i coglioni. Tiriamo fuori sta grinta. sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Prova la giocata nello spazio. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Abbiamo perso la forma del Cume Lungo per il momento passaggio in avanti. topico. Prova il Dai filtrato. Cume, dai, subito silenzia tutti, come solo tu sai fare. Alexandro, di tacco, non ci credo. Ottimo disimpegno. Di fondamentale. tacco, non ci credo. Darkstar, dai che vogliamo il Venezia dei tempi d'oro. Vabbè dai, sbagliato, non si difensori che sbagliano i passaggi, non mi arrabbio. In attacco, Terence. Il Bode, veneziano. Dai, cazzo, dai, che contro le grandi di solito giochiamo bene. Pallone Dai, verso la dai, rete, dai. ma nessuno è riuscito ad arrivare. Rodolfo. Il Venezia affronterà Eccole questa qua le uscite di partita Rodolfo, con la sconfitta siamo anche immediata sfortunati, ma Heyman la al termine recupera. di una gara molto combattuta. Decide di Bravo, sfruttare la Cume. fascia. Bell'intervento, Alexandro. e l'arbitro dice che non Fallo. è fallo. C'è Rosso. fallo. Buttalo fuori. Dai, buttalo Qui fuori. forse meritava un giallo, No. perché per adesso è solamente verbale. Non ci voglio Lo credere. sapeva, ma si è lasciato trascinare. Deve capire quanto è stato fortunato Vabbè, questa ciao. volta. Ci abbracciamo, Heyman, e ci abbracciamo. Occhi esaltatori. Pericolo sventato almeno per ora. Dai, serve la grinta anche dell'allenatore al massimo. Cerca spazio. No, micro, non mi scappare però. No, non ci credo. De Rossi. Non ci credo. Non ha buttato fuori Shaarawy, fallo da Ecco munizione Shaarawy. sacrosanta. Prova la giocata nello spazio. In 52 stati. Ma tanto la vinciamo questa. Non ha avuto fortuna con il suo Veneziano. segmento in profondità. Porco troia. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Bravo Darkstar, la prende, va. Dai, che la palla si ferma. Heyman la perde per il fisico. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa E succede? Shaarawy gioca, dovrebbe essere già in panchina, farci la doccia. In spogliatoio. Punteggio di 0-0, ma partita tutt'altro che noiosa, devo dire. Entrambe le squadre si sono spesso proposte in avanti. L'arbitro non Adesso se me lo butta calcio in fuori. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. E i giocatori esprimono tutto il loro disappunto. L'arbitro però è irremovibile. No. C'è la No, palla micro, lunga. non così. De Rossi. Mito. Fa sua. Mito ci tiene a galla. Mito ci tiene a galla. Ottimo intervento. Heyman perde una palla che non doveva perdere. Bravo Darkstar, giocando bene Darkstar oggi. Gioca una palla lunga. No. Perotti. Prova il filtrante. Alexandro, bravo Alexandro, dai, andiamo su. Prova a Dai Heyman, verticalizzare. corri però, sei veloce.
Veneziano fa il buon passaggio per il Bode con i suoi tiri, le azioni del Bode, le azioni del Bode, 1-0. Mamma mia, fisicamente mostruoso il Bode, fisicamente mostruoso. 1-0, dai. Gli hanno lasciato un sacco Il Bode di spazio, puro fisico, quello che sa fare gravissimo, meglio. e infatti sono stati puniti. Male la difesa. Grande Non Bode, puoi concedere 1-0. occasioni del genere all'avversario. Non Devono siamo fare più morti, non attenzione. posso credere che questa squadra sia lasciarli morta arrivare così, un passo dalla senza porta. combattere, quantomeno perdiamole anche tutte, ma combattendo. Dai, 1-0. Il fischio che decreta la fine del primo tempo. Merito alla squadra per Dai. il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha Dai, dato tutti grande insieme, aiuto alla tutti insieme, difesa solo e insieme ha si può sempre fare sostenuto le ancora il azioni degli miracolo. attaccanti. 1-0 I Bode, primo mamma mia, tempo. questo è il Bode che voglio, se il Bode mi gioca così. Il vantaggio Veneziano, di non dà nessuna certezza. non ci credo cosa mi ha preso. Ragazzi, E c'è il gol, silenzio, i gol del Cume. I veri gol del Cume. Sì. E questo gol dà loro Rapina ancora pura, maggiore 2-0. sicurezza. Ha avuto tutto il tempo per E vaffanculo. coordinarsi, non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. I gol di rapina del Eccolo Cume qui, che l'hanno è arrivato il contraddistinto in momento tutti del gli anni della sua carriera, E cazzo. si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore Non tranquillità. adesso posso pensare a tutto fuorché i Fuori la soprannomi. profondità. Però è pazzesco, con le squadre in alta classifica vinciamo. No, Mito. Dai. Dai, Prova Europa Scusate. League non è ancora Non ha finita, non mi avuto interessa. fortuna con il suo Eyman, succedente grandissimo profondità. Eyman. Lo Era spazio chiaramente per fa il quel che passaggio può l'ha Eyman, visto. chiaramente tanto Giustamente ci ha piccino. provato, ma non ha toccato nel modo giusto La il mette sulla pallone. fascia. El Shaarawy ci mette il fisico e Alexandro conquista il pallone. recupera un C'è bel la palla pallone. in avanti. Il Bode. Cerca spazio. Riceve in ottima posizione. Ah, qualcuno la perde. Palla allontana Speriamo di segnare il senza gol al volo, dubbio. però va bene lo stesso. Eyman, Palla al centro. grandissimo Eyman, La peccato. palla viene respinta. Micro, vabbè, Micro Alla qua distanza. poteva anche Tiro risparmiare. del tutto Eh? fuori bersaglio. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Dopo la squadra si esalta con le big, però con La le Roma piccole, sembra con le stia piccole, provando però a sfruttare tutta l'ampiezza del 3 su campo. 3 veramente Sì, mai perse sfruttano neanche in, maggiormente le fasce, non mi so. sembra anche a me. Già, i loro Bravo avversari finora Terence. sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Grande Gerra che Effettua però un cross poi dalla tre quarti. Lamos. Nainggolan effettua il lancio sulla fascia. Attenzione a bordo campo. C'è Pintus, Mi grande sembra ci Pintus. sia una C'è il sostituzione. nostro Nasdaq. Anche se erano quasi infortunato, è ancora in campo, cazzo. Viva Passato. Nasdaq. Sarebbe una vittoria importante, bisogna anche capire le altre, però questa ormai 2-0, se non vinciamo questa veramente meritiamo Sì, l'allenatore non il si è tirato fallimento. indietro, ci ha messo la faccia. Bravissimo Eyman per E Veneziano. post partita si è Veneziano assunto sguscia tutte le via, responsabilità. però È Skorupski innegabile la che farà il bene. risultato sia stato Skorupski condizionato proprio. anche e soprattutto dalle sue scelte tattiche. Qualche cambio adesso. Mettiamo Mencarelli. E mettiamo Cannistra. Nainggolan Devo dare fiducia a Cannistra perché so che anche lui sboccerà prima ribalta o il poi. gioco sull'altra fascia. Eyman. Dai, prima di salutarci, Eyman. Grande Eyman, prima di salutarci, musica e magia, Eyman. Se ne fa due. Se ne beve due, Eyman. Se ne beve due, Eyman. Se ne beve due, ma tira di sinistra, purtroppo. Peccato. Non gli è mancata la Peccato, sono caparbietà, potuti- ma con due difensori addosso non poteva fare molto di più. Terence chiede il cambio. Terence chiede il cambio. Allora, se me lo chiedono, Terence chiede il cambio. Ed entra il Duca. Mi dispiace Tognin, ma prima di vedere il campo ce ne vorrà un attimo, te lo dico. Lo guardo dalla panchina, dal campo. Voglio di più da un giocatore che si è meritato il soprannome di Yoga Bonito. Contrasto Fallo irregolare, inesistente. dunque calcio di punizione. Mi piace Terence, sempre quando è stanco che c'è Terence, Lungo avrebbe passaggio tanti in per prendere esempio da Terence. Per la capacità anche per la lettura delle partite. A questo punto la cannabis fa bene, nel senso, alla fine è uno che legge molto bene le partite Terence.
situazione si stava facendo pericolosa, ma ha preso Vai bene Duca, il anche il tempo e Duca, si è comunque messo il in mezzo. Duca adesso chiaramente Terence sta rientrando in forma, quindi gioca un po' meno, però il Duca mi è piaciuto in questa stagione. Senza dubbio gli avversari gli stanno Mincarelli, riservando un trattamento sempre il speciale. geometra, Ora come che la ha si prova il segnato, la cross il difesa cume. prova a limitarlo Vai. in tutti i modi possibili. Mincarelli, È in forma e proverà certamente Canistra, a farne un altro. peccato, con la Roma quel gol ce lo ricorderemo Portiere tutti. troppo lento. Non ha agito abbastanza in fretta. Oh, ha c'è anche deciso di Alerek. riorganizzarsi. Fazio. Il pallone arriva a Dzeko. Bravo, ecco le uscite di Gervasi, grande Gerva, Prova a micro, verticalizzare. Cannistra, il Bode, cosa fa il Opta Bode? per Questo il può essere un lancio assist in degno del miglior profondità. Bode. Grande questo Mencarelli, il geometra, pallone. il geometra, grande E con un geometra. vantaggio di 3 gol, la partita è quasi chiusa. Non so se è collegato il Il portiere geometra, non è riuscito a bloccare ma e allontanare grandissimo questa palla. geometra. L'autore del gol non si è lasciato Questo sfuggire è un l'occasione. messaggio per Il portiere con il suo Yoga errore ha Bonito favorito il gol. Adesso deve cercare di e stare tranquillo Poesia e rientrare Movimento. con la testa in partita. Si riparte dal 3-0. Mencarelli c'è, grande Menca, il Prova geometra. la giocata nello spazio. Prova il filtrante. La Roma ha cercato l'azione manovrata, ma non sono No, arrivati in Mito! porta e alla fine è solo questo che Mi, conta. grandi, fa la cappella Mito, ma si riscatta. E il Mencarelli, il Menca, il Mencarelli, la. Vuole la Venezia. profondità. C'è Veneziano, spazio. arma letale Bode, Bode! Per calciare. Mamma mia il Bode, cosa ci stava regalando. Ci arriva con la punta delle dita. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Prova la giocata nello spazio. Riceve un pallone interessante. Prova il cross in aria. Cos'è? Calcio di punizione. Cos'è? Posizione Oh, vabbè, interessante. neanche lo Manca guardo, poco guarda, al mi termine. rifiuto. Daniel Andrew finisce qua 3-0 e silenzio, il Venezia è tornato. E bisogna sperare nel passo falso del Milan. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto. La solidità difensiva è una grande iniezione di fiducia. Bode in a tutta campo la squadra. assolutamente meritato. Partitone. Il Milan vince purtroppo. Venezia sempre nono, però adesso un punto dall'Europa League, che è l'Inter. Torniamo proprio contro l'Inter, ce la giochiamo, mamma mia. Vai. Nessuno di noi. Mamma mia. Beh, dai, in realtà con le grandi andiamo bene. Se andiamo a Napoli, però. Dai, speriamo bene. Guarda il Bode, guardalo il Bode, mamma mia. Come 85 intanto, mamma mia. Barocco adesso, Alerek. Diamo un turno ad Alerek. Facciamo riposare i micro. E chiaramente diamo fiducia a Mencarelli per il buon gol. Ok ragazzi, andiamo a Napoli, sarà durissima, lo dico già. Speriamo di 3 punti a Napoli, ma cioè, è vero che con le big andiamo bene, però ben calmi. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Siamo al San Paolo, ragazzi. Vai. I giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Napoli e Venezia. un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi Zincaro. verrebbe voglia di tornare a giocare. Veneziano. Luca, secondo te quale sarà No, il giocatore Eyman. che potrebbe decidere questa partita? Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. Il Bode. Devastante come Il esterno Cume d'attacco, su. ma può giocare anche Madonna, come che seconda palo. punta, sfruttando la sua imprevedibilità sulla Che squadra. palo di sinistra. Buon giocatore, non c'è dubbio. Il Napoli è al momento la squadra più prolifica del campionato. Occhio. Stiamo attenti quindi. Potrebbe No. regolare, dunque calcio di No. punizione.
Zelinski. Terence. Il Napoli ha prevalso l'ultima volta che queste Il due Bode squadre prova a si fare sono un incontrate. cambio I gioco, tifosi che non è proprio un oggi si cambio gioco in aspettano realtà. un'altra vittoria. Usai. Bravo Terence, bravo Terenzigno. Prova sul secondo palo. Incarelli, peccato. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Effettua un cross dalla tre quarti. Hamsik. Hamsik. Insigne. Arriva Mertens e passa. Trova il compagno Occhio. in ottima posizione. Gervasi. Ha provato l'azione individuale senza successo però. No, Bode no. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Si libera la grande. Sono nervosissimo, raga. Amen. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Cume. Ottima incursione per via centrale. Cume, Bode, Cume. Bellissima l'azione dei due amici gemelli del gol. E hanno sfiorato il gol. Scusa perché Alamos chiede la cessione che è uno dei migliori? Scusa, non ho Occhio ai capito. tanti centimetri presenti. Cosa è al successo, centro dell'area Alamos? di Ma rigore. adesso devono essere queste cose, che stiamo lottando per Europa League, porca puttana. Con Il lei Mangai. Napoli deve ringraziare il proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita Zincaro. precedente. Un capolavoro dal punto di vista tattico. Viene spesso accusato di testardaggine. Vorrei ma ha capire dimostrato Alamos, non grande può farmi ste robe però flessibilità durante una e partita così intelligenza, cambiando importante. la strategia al momento giusto e mettendo in campo una squadra diversa che è stata capace di fare la differenza. Zelinski. E non si scherza in Gioca questo sulla momento. destra. Alamos. Se ne va. C'è il cross. Bravo Api. Gervasi bene. Terence bene. Prova il filtrante. Eman bene. Cume bene. Bode bene. Cume bene. Effettua il Bode. cross. Madonna, per Cross poco abbiamo ribattuto. voleva provare Attenzione. il numeraccio obeso. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Buona la sua progressione palla al piede. Bravo C'è ancora la Api. palla lunga in avanti. Usai. Lungo passaggio in avanti. Vuole la profondità. Zelinski. Prova Callecon, eccolo qui. Prova il filtrante. Può cercare il taglio in mezzo. Tocco preciso. Occhio. Hamsik. E c'è il No, del gol di Napoli. Hamsik. Si parlano a... Terence si dà la grinta mentre Api Gol di parla grande con Arere. opportunismo, sfruttando il flipper che si era Ho creato. detto che con Napoli La non difesa ha vince. pasticciato Stiamo e lui calmi. li ha puniti. Hamsik. Realizza il quarto gol stagionale. Il Napoli segna il Se gol perdiamo che sblocca questa, la gara. Ma non è qua ci sta di perdere a Napoli. Vediamo se Ci sta di perdere a Napoli, non sta di perdere quelle tre che ci hanno tolto, a mio parere, l'Europa League. Io ci credo, Cerca spazio. ci credo e non ci credo, nel senso... Dobbiamo vincere per forza tutte e Palla in 5 out, dobbiamo ci vincerle. sarà rimessa laterale. Però è brutto da Terence, proprio una cosa un po' impossibile, ma gli Zelinski, riesce. di forza. Ci Arriva credo o non ci attraversione credo, Callecon. ragazzi, sono sincero. Mito. Prova a verticalizzare. Terence. Decide di sfruttare la fascia. Palla a Koulibaly. Lorenzo Insigne. E passa. Vuole la profondità. Insigne. Si libera la grande. Bel gesto tecnico. Lorenzo Insigne. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. È uno che non si fa mai pregare. Ragazzi, ho quando si bisogno tratta di tirare voi, in come corner. con la Roma. Se c'è spazio a sufficienza però va bene No, a no, provarci. Api. Ci è andata bene qua. Amen. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. L'appoggia sulla fascia. Veneziano. Veneziano per Pintus, Nasdaq, Cerca lo spunto. Nasdaq, Passa. Nasdaq, Nasdaq, Attenzione, Terence, siamo ancora Dimostrato vivi, grande grinta, Adesso l'inerzia della Terence. partita Ma cosa ha tutta fatto dalla loro Nasdaq? parte. Mamma che azione, Nasdaq, Terence, e vaffancuore, Troppo tempo, cosa ne pensi? e vaffancuore, Primo al fine del primo davvero tempo. interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Mamma Calcio mia, cosa ha fatto spumeggiante, calcio Nasdaq? champagne, Cosa e fa azione e Nasdaq, ripetizione ragazzi? su entrambi i fronti. Abbiamo un giocatore, Fioi, cioè 1-1 dunque alla fine Nasdaq, di questa Fioi, prima frazione. Nasdaq. E bravo Terence a trovarsi pronto. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo.
Callejon. Dai che è nostra, dai che bisogna vincerla. Se vogliamo andare in Europa, per me bisogna vincerle tutte e 5. Perché l'Inter non farà altri passi falsi, secondo me. Cioè, sì, uno forse ne fa. Uno, Pintus. Eyman Gai. Prova a saltare il centrocampo. Prova la giocata nello spazio. Veneziano per il Bode che però è un po' lento. Zelinski. Cerca di mettere Questa un pallone forse può essere una interessante partita da barocco. Ci mette il Questa piede può essere una con partita questo pallone. dallo Cerca la stilista, profondità vediamo. sulla fascia. Bode. Grande movimento nello spazio. Le vedo un po' le partite di Rocco. Rapido qui il difensore. Vediamo Ferma se il il mister cross, la zecca concede per l'ennesima volta. Eyman Gai. La Bode, difesa peccato. si macava un grande Alelec. mestiere. Bravissimo Alelec, grande Allarga intervento sulla qua. fascia. Pintus, Cross secondo in Ashley. Poi il Bode. Colpisce di testa. Bravissimo. Non è riuscito a metterla dentro. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Chiriches con il lancio in avanti. Non lo so Barocco, mi sembra una partita da Barocco. Caratteristica importante della loro manovra. Aspettiamo Sì, ancora un po'. assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa. Gervasi alza avversaria, disunirla la e manina, creare ma non è gli fuori spazi in gioco. mezzo. E hanno ragione, Terence perché per quanto tu sia bravissimo, bravo, non è quando Terence facile torna in passare, forma, sei poi più però sono spini a voler dolori. sfondare al centro. Eyman, musica e magia, Eyman, musica e magia, Eyman deve decidere in un secondo che Palla al fare. piede. Reina Forse ha interviene fatto la scelta comodamente. sbagliata, però è bravo Eyman. Pintus, Mencarelli, Eyman Prova il filtrante. per Veneziano, fa una buona cosa qualcuno. Terence, non ci credo. Tiago allarga il Non ci gioco. voglio Un contropiede credere. interessante questo, peccato. Eyman, Pintus, stiamo giocando bene in questo secondo tempo, manca solo il gol. La mette in avanti. Veneziano, Prova la giocata nello spazio. il Bode di cattiveria. Eyman Gai, Vuole la bravissimo Eyman Gai. Il Bode, La conclusione. cosa? Cosa ha fatto il Bode? In girata cosa ha fatto? E adesso Velocissimo possono da attaccante tornare a puro. controllare il match. Mamma mia cosa ha fatto il Bode, Il grande controllo assist non di era Terence. facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. È stato geniale Eyman però qua, a non darla al Bode in fuorigioco. È stato geniale qua Con un Eyman. gol di scarto. Geniale qua Eyman, geniale Eyman. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Geniale Eyman però, geniale Eyman. L'ha data a Terence e non al Bode. C'è Geniale Lorenzo Eyman. Geniale Palla Eyman, in grazie profondità. Eyman. Interviene tempestivamente. Geniale Eyman, geniale Eyman. Arriva nella tre quarti avversaria. Cross deviato dal Geniale. difensore, sarà calcio d'angolo. Geniale Eyman. E va a colpire di testa. Cosa mi ha preso? Ci Cosa mette mi la ha pezza. preso? Terence. Bel pallone. Il Cume, cosa fa il Cume? Su assist di Terence! Cosa ha fatto il Cume di testa? Doppio 1-3. vantaggio per loro. Sì, cazzo. Ottimo colpo di testa. Cioè, guarda, beh, qua mi ha fatto un miracolo Colpo di geniale. testa, preciso ed efficace. Pintus la traiettoria che recupera, il pallone era Terence perfetta, fa una il portiere cosa non ha potuto incredibile fare e Veneziano fa un gol. Mamma mia, ciao Magon. E ora Gravità ci sono zero, due gravità delle zero squadre. Cume. 2 gol di vantaggio sono tanti, ma attenzione, nel calcio può succedere di tutto. E niente da fare Cerca con le spazio. squadre più forti Prova di la noi. giocata nello spazio. Giochiamo così, calma. E il difensore respinge. Incredibile, Terence, prestazione sublime di Terence. La Ma anche difesa sta Pintus lavorando ancora, molto però per Pintus limitare c'è gli inserimenti in dappertutto. velocità degli Pintus è avversari. una Forse roba. per questo che hanno diminuito Pintus. l'intensità del pressing. Ancora Esattamente, Pintus. si attaccano troppo la palla Qua. e si fanno superare. Gli Ancora avversari sono Pintus. avidissimi a verticalizzare Quando gira e arrivare Pintus e subito Terence sono davanti al cazzi, portiere. Eyman. Hanno ragione a essere. Eyman, bravissimo Eyman, mamma mia. Non cambio, guarda, tengo la squadra così. Mencarelli, Cerca spazio. bravo Menca. Bravi ragazzi, Senza bravi. troppi complimenti. Ciao da Dylan. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Pintus, Ora c'è un Mencarelli, altro cambio. qua una Vediamo leggerezza se di la squadra ne Mencarelli. avrà beneficio. Però non passa il Napoli. Soltanto rimessa laterale qui. È arrivato L'indice il momento Nasdaq è in dell'ultimo forte cambio rialzo. a disposizione della squadra. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco.
Il rumeno si allontana, ci sono bei gol, begli assist. Con cappelle segnalate, grazie Mari Michelotto. Prova il filtrante. Che in questo momento non leggo da un po', forse, o mi sbaglio. Palla in mezzo. Buon Mamma traversone mia. questo. È la difesa che è stata molto attenta. Grazie Alamos. Eyman, Mencarelli. Saranno 4 i minuti di recupero. Il clima caldo mi favorisce, sì, Terence. Vuole la E profondità. noi ci abbiamo Pintus e Terence, la 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 la. Se ne va. Guarda, se non perdevamo almeno bastava vincerne una di quelle 3. Occasione da rete. Grande Mito, anche Mito. Prova un traversone Anche Mito dalla partecipa ai festeggiamenti. Allontana la palla. Finisce qua 1-3. Si chiude Vittoria dunque la sfida con il pesantissima del fischio San Paolo. dell'arbitro. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi, rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. Che rimonta, Luca, cosa ne pensi? Terence Vincere una partita in MVP. rimonta è Terence importantissimo, MVP. perché al di là delle qualità tecniche che la squadra è riuscita. Il Milan purtroppo vince ancora, però. Attenzione, siamo sesti, però. Siamo sesti. Crollo della Lazio e dell'Inter. Crollo Lazio. Crollo Inter. Crollo Lazio. Crollo Inter. Però mi dispiace che oggi sia sentato 10 minuti. Cazzo, serve tutta la squadra unita adesso. Adesso si va a Firenze. Si va a Firenze. Calma adesso. Adesso calma veramente devastante. Siamo tornati in Europa League. Dio Cristo, sto soffrendo peggio del Milan. Dio. Allora, ragazzi, lo sapete, il Cume è anche beffardo nelle sue scelte. In una partita così importante voglio mettere Michelotto. Vediamo se le è servita tutte queste partite in panchina. Lo voglio proprio vedere, cazzo. Mencarelli ha giocato bene. Terence è ben inamovibile. Diamo un turno a Carnistrà. Vediamo Michelotto. Michelotto, questa è la chance definitiva. Ti metto in campo una partita così importante dopo praticamente più di un mese fuori. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio di inizio. No, mi voglio lasciare Api per questa partita. Ho bisogno del capitano per questa. E Venezia. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto, stiamo per Gervasi. raccontarvi questa sfida. Prova A proprio. tutti gli amici allo stadio. Deve amarmi Michelotto. Gli do proprio la prova del 20, no del 9. Carnistrà. Carnistrà. Cerca spazio. Riceve un Il pallone Cume interessante. se la allunga purtroppo. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Effettua un cross dalla tre quarti. Il Venezia ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. Beh, Gervasi, vai Rodolfo Valentino, bravissimo Gervasi. Era un tentativo Mamma come è uscito apprezzato, Gervasi, era da proprio da Picella. Al centro c'è Due sempre difensori meno centrali spazio, corteggiati un po' da bisogna tutti, essere ma rimarranno a precisi Venezia a e veloci nel vita. Riceve in ottima posizione. E questo è fallo, non Cosa? ha dubbi l'arbitro. Ah no, beh, questa proprio. Saponara. Mamma mia, Mito. Mamma Mito. Terence. Vuole la profondità e intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Michelotto, ok. Ha la Veneziano. possibilità di andare verso la porta. Prova la Veneziano, giocata vede nello Mencarelli. Pintus, spazio. Nasdaq. Cross verso il centro dell'area. Michelotto. E la palla viene respinta. Halavos. Michelotto la recupera e la perde, ma la rirecupera Michelotto. Per Michelotto è veramente una prova Badelli fondamentale. prova a giocarla in profondità. Prova il Che partita filtrante. tirata sembra questa. Alamos. Bravo un po' per i fotografi, ma bravo Gervasi. Il Venezia Michelotto. Non è riuscito a fare nemmeno un tiro in porta finora. Saponara. È dura a Firenze, Prova lo il sapevo. filtrante.
Saponara. Bravo Che Mito. grande parata. Beh, qui il portiere Sta ha giocando tirato meglio giù la la Fiore. cinesca. Michelotto. Prova a Api, non so perché ma verticalizzare. si tuffa. Passaggio in avanti. Ottima pressione la sua. Grande Va a il recuperare. pungilione dell'Api, ha colpito. Michelotto. Cannistra. Badeli. Si libera la grande. Bel Occhio. pallone. No! Colpisce il pallone. E c'è il gol della Fiorentina. Gol della Un Fiorentina, fantastico meritato lavoro per un anche. grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Aspetta, scusa Federico, non ho capito. Io ti ringrazio, se vuoi donarmi qualcosa, adesso ti guardo subito. Io non voglio che butti via soldi. Comunque ti consiglio la super chat, come ha descritto il buon Aim. Ed è un attimo così, stacca un secondo perché è un attimo di tensione. No, comunque non è arrivato niente, vecchio mio. Sì, bravo Paul Celler, sì, c'è il simbolo del dollaro sotto il commento. Raga, però adesso cerchiamo di pensare a sta cazzo di partita, perché c'è... Quando arriviamo là ci fermiamo. Stanno giocando malino però, Michelotto, Gulliver. Vuole la profondità. Bell'anticipo, pericolo sventato. Cannistra, grande recupero. Cerca Grande spazio. Kume, il Bode sono Occhio, i sue azioni. No, le la regala. Cosa le abbiamo regalata? Questo è un brutto segno. Dopo diverse partite. Alamos. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da qua su è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Michelotto, buon recupero di Miche, questo vogliamo da Michelotto. Prova la giocata nello spazio. Mencarelli, geometra. Ottimo. La perde malissimo proprio, malissimo la perde. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ci mette il fischio. Michelotto, recupero sontuoso. Bravo Miche, la passa anche bene, Cannistra. C'è il tiro. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Finisce un primo tempo giocato non bene. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Vai Fioi. E si ricomincia a No, giocare. Kume, che cazzo fa il Kume? Il Venezia adesso non deve farsi prendere dal nervosismo e cedere alla tentazione Vogliamo di l'Europa, gettarsi in cazzo, avanti in tutti modo insieme, scomposto, crediamoci. facendo Veneziano. saltare tutti gli equilibri. C'è ancora tutto il secondo tempo davanti Cannistra, per ribaltare il risultato. Cannistra. Bravo. Bella apertura. Fuori gioco. Credo però che ci sia fuori gioco, sì è così. Il fuorigioco c'è. Presidente, una frase, pareggiamo. Una frase, Presi. Il portiere la calcia lontano. La prego, una frase perché la sento poco adesso. Prova il filtrato. No, no, non prendiamo il secondo. Mamma mia, salvati. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Mamma mia, ci siamo salvati qua. Un'opportunità completamente sprecata, aveva fatto un ottimo movimento. Ciao, Doveva Sidoti. solo buttarla dentro. Vuole la profondità. Niente da fare, non passa. Terence, Ottimo il non fraseggio. sento il presidente. Mencarelli. Prova il tiro. Madonna geometra. Pintus. Nasdaq. Uno dei nostri. Terence. Non ci credo. Allontana il pallone. Non sento il presidente però, cazzo. Il difensore recupera il pallone. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Porca Senza puttana, dubbio. questa poteva essere una bella azione. Michelotto esce bene. Contrasto e No. dunque calcio di punizione. Gervasi.
Non possiamo perderla, se la perdiamo non abbiamo più altre occasioni. No! Spazio. Vuole tirare. Mamma mia. Peccato perché si era venuta a creare un'occasione interessante. Ragazzi, non Questo c'è è un chiaro api. esempio Non di c'è api. quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Questa è la partita di Barocco. Questa è la partita di Barocco. Dai, Barocco. Yoga Bonito, dimostrami che non sei un fake. Cannistra. Prova un traversone dalla tre quarti. Il Bode. No, porca di quella. Bravo Miche, sta giocando bene Miche. Forse ha fatto bene la panchina Michelotto, che la passa abbastanza bene al Cume. Cerca lo spunto. Mincarelli, prima di uscire regalami qualcosa. Cristiano Biraghi. Terence, bravissimo Terence. Vai Bode. Il Bode, no, non ci credo. Lontanissimo dalla porta. Ha mostrato grande reattività e riflessi, però non ha saputo capitalizzare l'occasione che si era creato. Va bene Alamos, vai vicepresidente, vai vice. Ciao Anthony. ...66esimo, almeno il pareggio. Rocco, Veneziano non ce la fa, Veneziano non è in un gran momento, comunque a parte il bel gol con Napoli. Peccato. Api, stiamo dando tutto adesso, stiamo veramente dando tutto. Veneziano non ci arriva. 70esimo, dai. Ma non la prende. Prova il filtrante. Adeli. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare. È lì a bordo campo. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Veneziano. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Michelotto. Eyman, dai ragazzi, 75esimo, quarto d'ora. Ottima progressione. Veneziano no, Veneziano non è molto in forma adesso, Non perderla, però, non perderla. Appena andiamo in Europa, porca. Quindi non c'è Apicella, non capisco. Belli. Fallo su Pintus, dai, ecco Alex che è tornato. Pintus. Yoga Bonito, dai, una cosa bella almeno Yoga. Cristiano Biraghi. Michelotto, altro grande recupero, però siamo veramente impegolati, Vai, Barocco vede Veneziano, però non è in forma, Allontana il pericolo. Rocco, Veneziano. No, niente, Fuori è finito gioco. in fuorigioco. Fuorigioco vanifica un'azione spettacolare. Splendido il tocco di prima. Non ci credo, se perdiamo questa ragazzi, ho detto che dovevamo vincerle tutte e 5. Io il mio pronostico l'ho fatto e sembra così. Il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. 86esimo, basta un punto per almeno un punto è fondamentale adesso. Rocco, ti prego un bel passaggio. Veneziano ci sta mettendo il cuore, ma capisce che non è in forma, la dà benissimo a Terence. Vai Terence in mezzo per qualcuno. Eyman. Passaggio Yoga. ora deve segnare. No, ma no, che passaggio del cazzo. Dai, che è ancora nostra. Dai, che è ancora nostra. All'ultimo respiro. Yoga Bonito, non perderla così, vabbè. Pintus, Nasdaq! Non ci credo, stava regalando almeno l'ultimo cross. Ma non ce la fa, chiaramente, poverino. Saponara. Brutto intervento, fuori tempo. È rosso forse, no? Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Finisce qua. Brutta sconfitta. L'orologio e dice che può bastare tutti sotto la doccia. Cume è molto incazzato. Ha giocato non bene comunque oggi.
hanno sì provato a concretizzare, ma non ci sono quell'errore del Bode ci ha avuto più di costato un tempo carissimo. per raddrizzare la partita, ma non Adesso hanno saputo preghiamo nella approfittare. sconfitta dell'Inter e della Lazio, una delle due almeno, una delle due. La Lazio vince e l'Inter vince, ma porco. Il Bologna, siamo a 2 punti dal Bologna. Mamma mia che campionato. Una sì, una no, una sì, una no. Incredibile. Venezia e Chievo, derby da vincere assolutamente. Adesso chiaramente dobbiamo vincere le ultime 4. Michelotto ha giocato tanto, non ha sbagliato niente Michelotto. Adesso Michelotto non essere pessimista, ti prego. 4 partite, ma non siamo più in Europa League. Attenzione a Picella, crollato che non ho ancora capito se Picella c'è. Barocco per il Bode fuori forma. Mettiamo Zincaro e andiamo così. Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita. Vai, crediamoci. I giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi Vai. tra Ok, Venezia grazie. e Quindi Chievo. il presidente c'è da Luca Dubai, Marchettani cazzo, dai. sono pronti a raccontarvi Rocco. le grandi emozioni di questa sfida. Ciao Peccato. Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di Ciao, tornare Giovanni. a giocare. Gamberini. Sì, non è una bocciatura quella di Michelotto, è che Radovanovic. Zincaro sta bene, quindi. Il Chievo Verona ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. No, mito. Zincaro. Alexandro. Cerca spazio. Bellissimo Alexandro. Prova la Per Rocco. verticalizzazione. E c'è il gol subito di Rocco su assist del rumeno. Poesia e movimento, grandissimo lo stilista, 1-0. Sono contento sia per Rocco che soprattutto per il rumeno. Grandissimo assist del rumeno. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Hanno esaltato i loro Scusate, tifosi ragazzi, ma- segnando il primo gol. Ora dovranno proteggere o incrementare addirittura il vantaggio. Dai ragazzuoli. Birsa. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Radovanovic prova a passare la difesa scavalcandola Gervasi. col pallone profondo. C'è la palla lunga. Vai ragazzi, che la palla si ferma, dai Venezia Agi. affronterà questa partita dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno al termine Bravi di dai una Eman, vai Pintus. palla allontanata senza troppi complimenti. Però ha bisogno un applauso anche a Agi per l'assist sublime, però lo voglio, Non sai che più sei in chat adesso. Agi, bravissimo Agi. Agi. Mamma mia, per poco gol e assist. Calciatore prova a giocarla in profondità. Oh, rivediamo il rumeno. E passa. No, come sono fatti beffare. Per calciare. Vuole tirare. Ma non E il ci pallone finisce in credo. rete. Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Porca Grande puttana. freddezza, Contento grande dell'assist. tecnica nella sua Agi, azione Dio personale. Cristo, che Ha gol. fatto davvero tutta la Qua ha perfezione. sbagliato Gervasi e Darkstar, sono fatti beffare Si così. riparte di nuovo in parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Eyman. Passaggio in avanti. Continua ad avanzare verso l'area. C'è il cross. Dai ragazzi. Buona lettura difensiva. Il cross è stato respinto. Se tensione la sento anche adesso, ragazzi, onestamente. No, Gervasi, che cazzo. Zincaro. Prova a Eyman. saltare il centrocampo. Veneziano, Rocco, Veneziano, bellissima azione. Qui c'è il tiro. Silenzio. Palla in rete. Ed ecco il gol partita. Grandissimo, però, grandissimo assist di Proprio Rocco. nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. Sono in vantaggio di un Grande gol. Rocco, bella partita di Ma è la sua Rocco. natura. Quando la squadra ha Terence. bisogno, lui c'è. Prova la giocata nello spazio. Rocco.
Riceve un pallone Cume. interessante. Ecco il tiro. Peccato. Guarda il Cume che scatto di cuore. Riesce ad Pintus. allontanare. Agi. In mezzo. Tenta Mamma mia, cosa ha fatto Agi? No, 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 no. un 1-2 veramente E abbiamo ancora coraggio di criticare Agi? Grandissimo Rocco. Ma abbiamo ancora coraggio di criticare Agi? bene sul cross, grande colpo di testa il suo. Guardate Ottimo Agi. questo colpo di testa, preciso ed efficace. Guardate Agi. La vittoria che ha dato il pallone era perfetta. Il Mamma portiere di non ha sinistro, potuto no, con fare gol sublime, ma cosa ha fatto Agi? E si riparte. Non con so due se gol di basterà per vantaggio. Europa League, se Ora non gettare succede, al ma se vento questo succede. vantaggio sarebbe imperdonabile. Mamma, quando Agi gioca così. Quando Agi gioca così. Mi fa capire perché il Venezia l'ha Appoggia il comprato. pallone largo con eleganza. Mi dispiace solo non vedere i Attenzione, commenti si di libera la grande. grande mito del nostro presidente. E il portiere Ma so che fa con sua. il cuore c'è. Prova a verticalizzare. Il Maradona dei Carpazi, ragazzi. Terence. Prova il filtrante. Bravo Terence, anche Rocco comunque scatenato Arriva Rocco alla tre oggi. quarti avversaria. Il Cross. Cume di Al Mamma, volo. il Scorpione perché Ottima tacco. la parata del portiere. Rocco È gol alla stato Cume, sì. bravissimo. Questa è una Perché grande Rocco parata. imita il Cume in tutto. Lo Cartellino sappiamo. giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Devono Heyman, fare molta attenzione il sui bel calci Heyman. piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto Veneziano. abili nel gioco aereo. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Ha provato a ripetersi. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni La volta che meritiamo, tocca il cazzo. La pallone. meritiamo Vuole la profondità. l'Europa League. Però purtroppo ci manca ancora la personalità. Poteva essere un contropiede Pintus. interessante questo. Cerca Peccato. spazio. Mamma, cosa ha fatto Pintus da trequartista vero? Rocco! E trova bene il Venezia! compagno. Beh, se entrava questa, ragazzi, era il gol della leggenda. La gioca in profondità. Pintus. E sarà rimessa con le mani. Dopo queste mancano 3 partite. Birsa. Zincaro. Il Chievo Verona sfrutta tutto il campo con questi movimenti verso l'esterno degli attaccanti. Sì, Fabio, ma non sono sicuro che sia la cosa migliore da fare. No. Perché? Beh, perché se Bravo Dark. Fine primo tempo. Primo tempo che si conclude dunque qui. 3-1 e siamo nell'intervallo. Una partita divertente. Ottimo primo tempo dopo Che quel crede gol di ancora in dell'1-1 che ci ha un po' qualche modo destabilizzato, ma abbiamo recuperato subito. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il Sì, secondo Alexandro. tempo. Bella palla ad allargare il gioco. Paul. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Veneziano prova a darla a Rocco. Tocco Mamma mia, preciso. Rocco. C'è spazio Mamma per Rocco. iniziare. No, non posso la perdere così. Allontana il pallone. Rocchetto mio. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Terence. Cerca di sfruttare lo Attenzione spazio per sulla Alamos. Traversone verso il centro. Ma bello, peccato. Pericolo sventato Zincaro. per ora. Heyman. E toglie la palla dalla zona rossa. Manca solo il gol per Agi. Trova il compagno in buona Agi. posizione. Prova la conclusione. Peccato. No, Rocco, ne mancano Bel 3, tiro. cazzo. Sono andati vicini Se devi andare a al gol. scuola, ti prego, parla con i tuoi. Cioè, è stai. andato molto, molto vicino. Siamo alle Tiro ultime 3 partite. Per piacere, Barocchino, stai con noi. Veneziano. Pallone morbido verso la fascia. Il Chievo Verona. non Marocco, ha fatto stai bene qua. nell'ultimo turno e a finire Fai sul vedere la banco degli partita che hai imputati, tuoi, che fai vedere a sarà scuola, adesso non so. soprattutto tecnico. Ma stai con Le noi, critiche Rocco, non mi fanno parte interessa, di Rocco. questo mondo. Gli allenatori, tutti gli Ma proprio allenatori adesso, sono cacchio. abituati. In questo caso, devo dire la verità, Fabio, mi trovano anche d'accordo, Alamos. perché il modo in cui ha messo in campo la squadra non mi ha assolutamente convinto. La mette sulla fascia. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Terence. Rocco. C'è il fischio dell'arbitro Brutto fallo. e fallo. L'arbitro gli si avvicina. Grande Mencarelli. Per postarci il cartellino che infatti arriva. E anch'io mi Giallo. sveglio alle 6:30, anch'io, ma chi se ne frega, Ha Rocco. adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Heyman. Terence prova le terenzate. Ottimo figlio. disimpegno, fondamentale. Bravo Zincaro. Zincaro è sempre tra i 3 mediani, quello più completo. Ottimo tiro. Rocco! Perfetta la parata.
È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. E poteva segnare anche stavolta. È evidente che i compagni si affidano Dai sempre Barocco. di più a lui. Dai, cazzo, sei lo Questo è il stilista, porca classico puttana, uomo cazzo quadro. vai. Cazzo te ne frega, Buona no, giocata Birsa, nello Birsa. spazio. Mamma mia, ci ha salvato il culo, Birsa. Il Chievo Verona sta portando un Grande, centro guarda, in quel mezzo piccolo, all'area. ma Sì, bello, stava bloccando in intelligente. difesa. Ma questa e di poco tattica curioso. concede tanto campo agli avversari sulla tre Anche quarti. cambio, perché per la È una volata carta delle che ultime solitamente partite. ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente Abbiamo un po' di assediato dagli riposo. avversari che provano a dare il tutto per tutto. A Daniel Ma e farlo mettiamo, per dai periodi Ale. prolungati, Fabio, può essere pericoloso. Maurizio Michelotto. E poi mettiamo Peri e diamo un turno di riposo a Pintus. Birsa, iniziativa interessante. Cerca spazio. Bravo Dark. Grande intervento, vale come un gol. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione Rocco. decisamente pericolosa. Rocco. Grandissimo. Partita sublime anche di Ottimo Barocco. intervento in te, Rocco! e nonostante la situazione di difficoltà, ha evitato un gol sicuro. Non voglio perderti completamente, Ale. Pallone Devi morbido verso la fascia. tenere svegliato. Bene, Terence. c'è No, fallo. palla piena, palla piena. E qui forse meritava un giallo. Il Palla ricambio per adesso piena. è solamente verbale. Non si può dire certo che questo fosse un cross da Heyman. manuale, anzi tutt'altro. Affrettare un cross in questo modo diventa quasi sempre un regalo per la difesa. Ultimi minuti non proprio bellissimi. Gobbi mette la palla dentro. Vai Eman. Se l'auto passa Eman, madonna Eman, cosa ha fatto? I Sardini sul Vai possesso Eman. palla a Vai centrocampo, Paul. senza Paul. mai cercare Paul. di affondare. Paul. Non se la sono giocata bene in questa Murato occasione, Paul. per la verità. I tifosi infatti rumoreggiano. E Paul, madonna ragazzi, Eman. Cerca la profondità sulla fascia. Alexandro. Occhio al traversone. Bellissimo Alexandro. Colpisce Mamma di mia. testa. E hanno segnato ancora. 2 assist di Agi. 3 assist di Agi forse. No, 2 o 3, non mi ricordo. Grande Niente Come. da fare per la difesa. Ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno Grazie, provato a Federico, ostacolarlo troppo in tutti gentile. i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. E con questo segna una 3 doppietta. assist, grandissimo Davvero una grande Alexandro, partita. forse il record. 3 assist in una partita. Vantaggio di 3 reti, piuttosto rassicurante direi. Quando Agi si sveglia sono dolori, eh? Michelotti. Gervasi. Yoga Bonito, dai. Prova il Con filtrante. Lehman. La mette sulla sinistra. Veneziano. Il gol col Perugia ha rovinato Ale comunque. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Alamos. E trova il Ale. compagno. Ale. E la perde. Qualche protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante e dunque rimessa da fondo. Sì, sì, veramente sontuosi. Ancora 4 minuti da giocare. Dai, Yoga. Yoga Bonito, Palla Ale. a partire in velocità. Ale. E la riperde. Cacciatore, cerca Michelotti. la profondità. 4-1, grande Che vittoria. contrastare. Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione. Il risultato non è mai stato in dubbio. 3 Hanno partite, costretto deve subito aver l'avversario 8 e a mezzo. influire. Vabbè, però merita sicuramente Agi migliore in campo. L'Inter pareggia molto bene. Il Bologna pareggia e il Milan perde. Calma. Come ottavi. Non ci credo per differenza. Ma dai. Siamo tutti a 50. Madonna, che campionato, ragazzi. Che campionato. Ma siamo tutti a 56 perché? Per differenza reti? Impossibile. Per gli scontri diretti. No, non ci credo. Non ci credo. No, vada minchia. No, se non andiamo così. Terence e Rocco i migliori. No, non ci credo. Non ci credo. Dai, siamo fuori dall'Europa League e non so il perché.
Che campionato, ragazzi. Dopo però certo che PES si può criticarlo per tante cose, però ci divertiamo a sbrega. No, però non l'ho capita questo, perché non l'avevo capita. Vabbè, calma, noi pensiamo a vincere, poi vediamo. Michelotto in forma. Barocco merita di giocare. Alexandru anche, che se sono fatalità sono in forma in tanti. Mettiamo Daniel. Alerek. Beh, Pintus no. Peccato per me Carelli è un po' sfortunato, però dopo la prova di Agi non posso certo metterlo in panchina. Giochiamo di testa, ma spiegatemi un attimo. Non so se abbiamo minuti diretti persi col Bologna, pazzesco. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un Però momento cazzo, non avere il presidente, ma io non ho capito, ha il telefono rotto, cioè non avere il presidente nelle ultime due partite mi dispiace un po', però, sono sincero. Perché lui è sempre caricarci. Barocco. Ciao Fabio, sono contento Barocco, però di ci siamo essere noi. con te oggi. Veneziano! Veramente non vorrei essere da Lo zoccolo nessuna duro e parte. tutto, manca solo il presidente. Ottima l'azione. Michelotto sta giocando un'altra partita importante, Michelotto. Bravo Michelotto. Il Venezia ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. Fred. Pintus. Il rumeno che ha fatto una prestazione veramente. Il France Football ha scritto: la Romania è tornata grande grazie al campioncino dei Carpazi. E ancora no! Altro errore, il fotocopia tra l'altro, uguale a quello di prima. Stanno concedendo troppi cross agli avversari, devono cambiare qualcosa se non vogliono subire gol. WWE con tutti voi, cazzo che idea. L'atteggiamento è quello giusto. Ora però devono sistemare. Ormai il canale è veramente nostro, Alexandru. Si libera la grande. Ecco che parte il cross. No. Può cercare il taglio in mezzo. Ottima giocata. Bravo Api, il nostro presidente che da Dubai ci segue. Senza connessione, ma ci segue. Non so come, ma ci segue. Vai Fioi. Prova a saltare il centrocampo. Prova la giocata nello spazio. Bravissimo per Daniel. Il Duca. Bravo Duca, bravo Duca. mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Ok Alexandro, ok. Giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Sicuramente Eyman non si offende. Ah, giusto, è vero, cazzo. La formazione titolare dopo diverse partite. Ha ragione. Prova il filtrante. No! Qui deve tirare. Ma no, cosa ha preso Il Mito? pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Comunque Agi vedrei per Mito solo al massimo 3 salvataggi per Mito. Questo però è un salvataggio devastante, Cosa? Mito si tiene a galla. Michelotto. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Veneziano, Alexandro che sembra ispirato veramente. Beve Ambrosia. Rocco! E ancora Agi Rocco! Ancora Agi Rocco! Rocco si è svegliato adesso! Barocco si è svegliato! Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Mamma mia Agi, beve Ambrosia con noi Agi. Si porta in vantaggio 1-0. Rocco. Sono passati in vantaggio. Rocco si è veramente svegliato. Hai visto Rocco? Va a letto a dormire per quella cazzo di scuola. Va a dormire Rocco. Va a dormire Rocco. Se sento ancora che Rocco deve andare a dormire perché è un studente modello lo inculo, cazzo. Dai Barocco. Perché? Siamo tutti a pari merito, ma siamo diretti a sfavore. Veneziano. Il Cume. Mamma mia. Vicinissimi al gol. È stata una questione di centimetri. Sento veramente un Ale devastato, veramente. Tognin incredibile. Partito titolare di questa squadra, si trova veramente ai margini adesso, Allarga sulla fascia. Vabbè, pensiamo a noi, pensiamo alla squadra che è più importante di un singolo. Pintus. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Mamma mia. Pallone morbido verso la fascia. Api, la tapizzella, il presidente a Dubai. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. No! Michelotto, bravo. Per il momento Michelotto non sbaglia niente. Cerca di sfruttare lo Barocco. spazio sulla fascia. E passa!
Agi, manca solo il gol di Agi. E segna Agi. Polemico Agi, ma lo segna. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. 2-0. Mamma mia ragazzi, gol anche di Agi. Ragazzi, Agi sta finendo la stagione da fenomeno. Qual è d'altronde? Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca di superare la difesa con questo pallone. No, dormita. Bravi. E la palla finisce al portiere. Mamma come sta finendo Agi. Mamma come chiude Agi. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. From Bucharest with love, Queste ragazzi. situazioni in cui Ciao, c'è superiorità figlioli. numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Sono troppo contento per Agi, dopo un bruttissimo infortunio di 2 mesi che l'ha relegato proprio fuori dalla squadra. Adesso è tornato grande, cazzo. Bravissimo Daniel Andrew. Occhio al cross. Grazie Lorenzo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Restate qua, Eyman. La prende piena. Mamma mia, bel tiro di Eyman. Eyman in questo momento è sempre il professore, perché è un po' il professorino della squadra. Magari meno assist e gol, però ragazzi non ne sbaglia più mezza Eyman. La precisione lascia davvero a desiderare. Tocco morbido. Non ne sbaglia più mezza. Ormai Eyman è proprio il classico trequartista ormai che è sicuro di sé, fa quelli che vuole. Prova la giocata nello spazio. No. Si avvicina alla porta. Quagliarella. Bello. Quagliarella con una Bel grande gol. giocata. Grazie Hanno Lorenzo. trovato il gol in pieno recupero. Chi è che va a letto? L'arbitro fischia alla fine del primo Cazzo tempo, no, Ale se ne va, dai, cazzo resisti, vaffanculo per un giorno. Primo tempo che si chiude con il punteggio di 2-1. Anche Menca, no, Fiori, no. No, dai, 2 partite mancano ragazzi, dai, sono le 22:57. Seconda frazione di gioco. Non fate i secchioni, Palla cazzo. intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Veneziano, portate sfiga se andate via. Rocco. Effettua un cross dalla 3/4. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Non ora, cazzo. Sì, si dorme in classe per un giorno, dai, cazzo, non muore nessuno, Dio Cristo, andavo a letto alle 4 io. Prova a verticalizzare. Vai, Alessandro. Paul. Daniel. Come? Palla allontanata. Ma cosa ne pensa Eyman del fatto che ormai il professore della squadra non sbaglia più niente? Con eleganza. Tocco prudente al portiere. Michelotto. Passaggio. Bravi ragazzi, ottimi passaggi. Vuole la profondità. Bravo come per Rocco, che forse è un po' lunga però. Spinta della difesa. Soltanto rimessa laterale qui. Sarà rimessa laterale anche in Grandi questa occasione. ragazzi. Dai Fiori, dai Fiori. Eyman Guy, Eyman rispondimi Eyman. Bella palla ad allargare. Sei contento di essere veramente un leader ormai? E non ci può arrivare. Cosa ne Palla pensi di in avanti, Terence verso compagno. Pintus? Beh, Terence Ecco Pintus Zapata. ragazzi, sono fenomeni. Mamma mia Picella ragazzi. Cerca spazio. Ah Picella, come esce Picella Fiori? Veneziano, Grande movimento nello Veneziano, spazio. non penso ai capocannonieri Cume. Allontana il pallone. Bravo Emma, sì, campionato pazzo veramente, solo il sì, Cume ci fa sarà queste dunque un cose, cambio fra anzi qualche istante. solo noi facciamo queste cose. Alexandru che ormai è Gioco diventato in aria. Cross onnipresente, allontanato, Michelotto. niente di Qua chiaramente Michelotto la punta in perde, ma mezzo. non è colpa sua, qua è proprio la lentezza insomma di un giocatore alto e grosso. Gervasi, La Sampdoria Maurizio ha deciso Michelotto, di aumentare Gulliver, la densità in Nasdaq. mezzo all'area. Sì, proprio così. Credo Poesia e vogliano movimento. limitare i danni sui cross Mamma mia, e per le poco, palle poesia e alte, movimento, piazzando ci un regalava un sacco di altro danni in mezzo assist. all'area di rigore. Michelotto, La sicurezza bravo, non è almeno non mai fa ripartire troppa. la squadra. Pallone che è uscito dopo la deviazione del difensore. Barocco. Ma scusate, Adolf. C'è il colpo di testa. Mamma mia che stacco imperioso, grande Eyman che torna anche all'assist. Ora doppio vantaggio per loro. Come assist e gol veramente imperioso. Ha Boom. colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa.
E si riparte con 2 gol di vantaggio. Mamma mia, perché Ora quelle 3 gettare partite? al punto Rocco, questo vantaggio Rocco, sarebbe imperdonabile. pallaccio su Rocco. Contrasto Gravità regolare zero, contro veramente. calcio di punizione. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. A giudicare da quanto abbiamo visto però c'è ben poco da protestare. Ma non ti Non è arrabbiare, ma difficile, Alexandru ma chissà, sembra se la sente fa bene a provarci. veramente tutto quello che tocca diventa oro. Ma un peccato. Ha provato il tiro forte ma non ha trovato lo specchio della porta. No, Alamos, non staccare. La Mamma mette in mia, che avanti. campionato, Palla ragazzi. lunga a cercare il compagno in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Vuole la profondità. Brett allarga il gioco sulle fasce. Pallone morbido Occhio. verso la fascia. No, mamma mia. Quagliarella ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Ma perché quelle 3 partite? Ce le ho ancora qua, quelle 3 partite. Quella Fiorentina ci sta a riperdere, ma quelle... No, perché ste robe? Bravo Gerva, Rodolfo Valentino, bravissimo. Michelotto. Prova un traversone dalla 3/4. Alerek. Maurizio Michelotto, per fortuna si è un po' ripreso Michelotto. Non è ancora il Michelotto della B. Veneziano bravissimo, ancora per Agi. Sulla fascia, è libero. C'è spazio Poesia in per movimento. Cross in arrivo. Mamma mia. Eyman. Provare. Bello. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Beh, lui ci ha provato, era una grande occasione Standing per loro. ovation. Mettiamo Ale, non so se è andato via. Proviamo a salvare il salvabile ormai, non so che altro dire. Terenzo lascia in panchina oggi. Basta, cambi qua. Mettiamo il Bode. E basta così. Non so se Ale c'è, vediamo, ne metterlo un po'. Non penso ci sia più in chat, però. Un po' deluso Ale. No, ti tengo Daniel, non metto Terence. Mamma mia, visto Pintus? Ecco. Grande veneziano, che tacco sublime. Rocco. Pintus. La mette in mezzo. No, nessuno arriva sul cross. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare. Standing ovation per Agi. Pallone morbido verso la fascia. No, che buco, buchissimo, buchissimo. Madonna, Api. Api da Dubai. Che non è fallo. Prossima fermata, Api. Alice Beck, dai Yoga Bonito, dai Yoga, dai. Bello, finalmente un buon tiro. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Mangai. Cerca la profondità. Alerek. C'è il cross. Colpisce. Mamma mia, veneziano. Ottimo disimpegno, fondamentale. Miton grande, scusa Lorenzo, sono un po' in aria. teso. Alerek. Veneziano è una roba di testa. Michelotto. 4 minuti di recupero. Spazza via. Opportunità di ripartire. Api. Mamma mia, Api. Pintus. Allontana. E se ne vince un'altra. Finisce così, non c'è più tempo. Speriamo nella sconfitta o nel pareggio di almeno una delle due. Veramente clamoroso sto campionato. Massimo. Adesso possono esultare. Ne mancano Sono 2. riusciti a sfruttare le fasce laterali meglio degli avversari. Alexandru Andando MVP con spesso a cross e creando molti 7,5 pericoli dagli fiori. esterni. Allora, il Bologna, l'Inter pareggia, sì. Bologna vince e Lazio vince. Siamo in Europa. È vero, il Milan ha perso. E ancora 5. Mamma mia, che campionato. Mamma mia, 2 punti dal Milan. Siamo in Europa League per 2 punti. Atalanta-Venezia.
Adesso calma, però. Adesso ci giochiamo l'Europa League. Ne mancano 2, raga. 2 giornate. Allora, porca puttana. Michelotto sta trovando la forma adesso. Daniel, Andrew. Daniel, non volermene. Entri nel secondo tempo, però ho bisogno dell'esperienza in questo momento. Anche Ale, così. No, non me lo sento di Alexandro di mandarlo in panchina. Vai. Non me ne frega un cazzo del Milan, Michelotto, voglio solo noi. Benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Ragazzi, dipende solo ed esclusivamente da noi. Però non succede, ma se succede. Se il Milan perde noi vinciamo. Non succede. Vai, Bode. Prova a giocarla con calma. Per il Cume, subito. Niente, non è successo niente. Non è successo niente. Non è successo niente. Ancora più interessante. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Petagna la gioca all'indietro. Cerca la rete. Prova la giocata nello spazio. Può colpire. Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. C'era quasi, ma poi qualcosa è andato storto. Darkstar. Alamos. Il Venezia ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I assist magico del Bode. Heyman. Sono un po' sfortunati i micidiali i tiri di Heyman. Recupera un buon pallone, manco fosse un difensore. La generosità che ha mostrato bravo anche in Alamos, chiusura stupenda. Dimostra che è un attaccante davvero completo. No, che dormita. Cornelius. Bravo Mito. Il Venezia si la cava anche con un pizzico di fortuna. Sì, concordo. Pallone morbido verso la fascia. I 5.000 tifosi da Venezia. Ha ottenuto un fallo laterale. Alexandro. Tocco morbido. Ci ha preso gusto il nostro rumeno. De Roon. Petagna prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Gomez. No. Prova a tirare. Mamma mia. C'è un po' di tensione adesso, normale. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Alamos non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato bravo Bode. Sì, l'allenatore non si è tirato indietro, ci ha messo la faccia. Nel post partita si è assunto tutte le responsabilità. Alexandro. È innegabile che il risultato Alexandro, sia stato condizionato indemoniato anche Ale. soprattutto dalle sue Bode. scelte Prova la conclusione. Mamma, se entrava questa, ciao. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Ha provato a ripetersi. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Alexandro. Nasdaq. Bravissimo per Alexandro. Sulla fascia. Bravi. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Ilicic. Il Bode. Lungo passaggio in avanti. Apicella, il presidente. L'appoggia sulla fascia. Ancora Api in avanti. Pazzo Api. Al volo. Bode. Non ci credo di essere l'assist di Api. De Roon si fa trovare pronto. Siamo sfortunati, bisogna chiuderla però per pensare alle altre partite. Appoggia il pallone largo con eleganza. Grande, ottima chiusura. Alexandro. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Cross respinto.
Michelotto, sono convinto che si sia ripreso, grande Michelotto. Ed è serviti quasi 2 mesi fuori sono serviti. Di forza. Vuol dire che ha tanto cuore, bravo Miche. Non avevamo dubbi, però avevamo la conferma anche sul campo. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Il nostro presidente illegale, il 59 stati. Alejandro Gomez prova a saltare il centrocampo. Petagna. Però siamo solo 1-0 e l'Atalanta è una bella squadra. La profondità. Arriva No. sulla palla e interrompe l'azione. Bravo Mito. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Dai ragazzi, la squadra del canale vuole fare un'altra grande impresa, ma stiamo zitti, stiamo buoni. Non è successo, ancora niente. Cristante. Passaggio in avanti. Veneziano. Alejandro Gomez. Tocco preciso. Prova un traversone dalla Il Bode. quarti. Prova a passare la difesa, Queste non sono le azioni del scavalcando Cume quando è la marcato profondo. così, non ha la velocità proprio da Ottimo attaccante, disimpegno, fondamentale. è più potente. Alejandro Gomez effettua un cross dalla tre quarti. Ancora un ottimo intervento difensivo. Segnalato il fuorigioco. C'è una tensione, la percepisco, ma quanti tifosi del Venezia però venuti a Bergamo, mamma mia. 1-0. Il fischio dell'arbitro può bastare per questo primo tempo. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Vai. Ora hanno altri 45 Stai minuti buono. per difendere il vantaggio. 1-0 dopo il primo tempo. Stai buono Dark, stai buono tutti quanti, non pensiamo alle pagelle, a niente. Il Venezia è in Gol. vantaggio di misura. 1-0 il punteggio. Veneziano, C'è il retropassaggio. Alexandro. Occhio al tiro. Mamma mia, peccato. E hanno sfiorato il gol. Molto ambizioso, forse Voglio troppo, sentire diciamoci la verità. Alexandro. È difficile battere il portiere da quella distanza. Dai, 2-0, Michelotto, bravo. Paul, eccezionale. Bode sontuoso. Cume, fai quello che sai fare meglio, cioè gol. C'è spazio. Ciao di sinistro. E supera il portiere. Insacca. Mamma mia, Un che gol giocatore. molto importante. Ma guarda come si abbracciano i due amici da screenshot. Questa adesso è una Arriva serie Terence, arriva ipotesi Evan, della arrivano partita. tutti. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori Il di Cume questo non livello. sbaglia mai, cioè, Evidentemente impressionante. manca loro la tranquillità. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare. È lì a bordo campo. E si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Darkstar. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Mamma mia, che Pallone tensione. morbido verso la Vorrei già sapere cosa fa il Pallone Milan, cazzo. intercettato. Intervento davvero Però provvidenziale. non dobbiamo distrarci, 2-0 non è un E trova risultato che bene ci lascia il compagno. tranquilli. Apicella. Bell'intervento. Mito! E l'arbitro dice che non è Apicella fallo. Mito, mamma mia. Perfetta Questo è un la doppio parata. salvataggio. Sicuramente non una parata semplice. Ciao Riccardo Baldo, grazie Baldo. Bisogna pensare anche agli acquisti per la prossima. No! Incornata. No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, non esiste. Aspetta, calma, no, ma che cazzo si fa? Ma vaffanculo. Da screen, ragazzi. Mamma mia, Mito. Mamma mia, questa è da screen. Adesso ti lascio. Aspetta. Guardate che roba. Prodezza senza senso di Mito. Prova a Questa scavalcare ho il campo paura di che si passaggio. candiderà. Penso che sono solo 3 che può mettere Alexandro. Può Questa, colpire. mamma mia. Grande parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Mamma mia, ragazzi. Mito ha solo 3 possibilità, Ale. Te lo dico. Perché sennò dopo diventa troppo mito dipendenti in quella categoria. Mamma, questa ho paura. Non voglio influenzare il pubblico.
Però questa è qualcosa di incredibile, sulla ragazzi. sinistra, ora È cosa una succederà? parata che va al di là. Vuole Heyman, la profondità. bravissimo. Il Possibilità di Cume. tiro. No, vabbè, no, vabbè. Ciao, Heyman, grande assist. E con un vantaggio E di Veneziano 3 fa una gol, la partita è quasi triplettona. Che pallonetto. Ma Davvero oggi l'anno di troppo pallonetti solo, sta troppo stagione. libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Ecco cosa succede a lasciare spazio in area a un giocatore come lui. Ma perché nessuno l'ha marcato? La difesa poteva fare Come? molto meglio. E sono 3. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Questo è un giocatore immarcabile, non riescono a Mamma fermarlo in mia, che nessun Cume. modo. Il Cume va in nazionale molto presto. 3-0 dunque. Adesso sì lo posso dire. Che macchina da gol. Ancora Heyman, ancora Heyman per C'è un Veneziano. bel Questa pallone in lunga. profondità. Sentenza comediana. Comunque capito, Agi, 3 parate puoi mettere di mito, va bene? Una volta si dimostrano Questa solidi penso in ci tutte sarà, le zone del penso, campo. presumo. Prova a passare la difesa, Petagna. scavalcandola col pallone profondo. Mito vuole clean Spazio davanti sheet. alla porta, grande occasione fallita. Sì, come L'azione di capocannoniere contropiede è stata veramente penso quasi ottima. sicuramente Peccato ormai. per il tiro, non irresistibile. Perfetto. Grande Agi. Darkstar. Appoggia il pallone largo con eleganza. Quando il Cume queste giornate, ragazzi. Alejandro Gomez con il lancio in avanti. Vabbè, questa partita ce la stiamo giocando proprio in relax, però ne manca ancora una e se siamo a pari Bella punti mi palla, fa paura, ad allargare no? il gioco. E passa. Cerca il tiro. Cosa ha fatto Mito però, ragazzi? Terence. Bravo Terence. Michelotto di... no, peccato, era bello. Ilicic. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Tocco morbido. De Roon non riesce a servire il compagno. Una Terence. giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al Heyman. compagno dice veramente tutto. Appoggia il pallone largo con eleganza. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Esce Era chiaramente chiaramente Vido è un Non giocatore poteva che più sta continuare seguendo il Venezia così. Reale, ma questo è il Venezia Reale. Qualche cambio, vediamo turnover per l'ultima. Heyman distrutto in 3 cannistra, anche se in condizioni un po' pietose. Entra Alexandro. Mettiamo Daniel, cazzo, sì, forse potevo metterlo anche prima Daniel, scusami caro. Però lo mettiamo a sinistra. E al posto di Terence mettiamo il Menca. La mette sulla fascia. E intercetta opportunamente, visto che l'azione Terence. era pericolosa. Il Bode. Palla in Il Bode la profondità dà a sulla Terence. fascia. Scodella il cross. Il Cume vuole il quarto, che senza ingordo. esito. Heyman. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi. Grande tutt'altro. Michelotto, peccato. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Apicella, come sempre, Api. Qua forse ha preso un po' troppo dalla sua classe, Api. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Prova Pintus. il filtrante. Situazione Alamos. spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Il Bode. Vuole la profondità. Il Cume. L'Atalanta Terence. non sta facendo Terence. un pressing asfissiante. Cercano di Bode. mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Ok. Veneziano. Prova la giocata nello spazio. Josip Ilicic. È stato un brivido per la squadra, ma si è Michelotto. fatto trovare pronto con l'anticipo. Pintus. Prova il filtrante. 1 minuto e capiamo cosa è successo nella partita del Milan. Bode, Cerca bravissimo. spazio. Per il Duca, il C'è spazio Duca. per calciare. Il Si Duca. libera la grande. Oh, Duchino mio, è un po' freddo forse, peccato. Josip Ilicic. Cercano l'azione veloce. Se ne va. Non era Vuole la fallo profondità. comunque. Dark, bravo Dark. Api. 3-0. Controlla l'orologio Non so cosa è e successo. dice che può bastare, tutti sotto la doccia. Guarda Una che grande bello. prestazione offensiva. Api stanchissimo, Hanno il messo in presidente è enorme difficoltà i distrutto, difensori avversari. ragazzi. Questo per loro è un giorno di festa. Sono riusciti a sfruttare le fasce laterali meglio degli avversari, andando Vabbè. spesso al cross e creando molti pericoli dagli Allora in esterni. campo veneziano e Questa adesso strategia si è vediamo rivelata cosa ha vincente e fatto per l'AC Milan di
Milano ha vinto con l'Inter. Il Bologna ha vinto, oh, Madonna, incredibile, Lazio pareggia, Roma vince. Siamo sesti. Siamo sesti. E... dobbiamo... C'ho la Lazio là. Forse basta un punto, però non sono sicuro. Potrebbe bastare un punto, però chiaramente non devo andare a vincere. Certo non possiamo perdere, col Genoa in casa. E adesso ci giochiamo tutto. Veneziano 31 gol, ragazzi, capocannoniere indiscusso. Mencarelli con la freccia non si può non mettere. Aleric per Alamos. Non siamo tanto in forma, porca puttana. Vabbè. Ragazzi, ci si gira tutto qua. Il prossimo venerdì, che penso che domani non faccio la live, venerdì sì. Pensi allo stadio, mamma mia, fa paura. La loro comparsa sul terreno di gioco. Oggi si affrontano Venezia e Genoa. The Dream, signori, The Dream. E a farmi e farvi compagnia ci sarà anche Luca Marchegiani. Ciao Fabio, io sono pronto. Cazzo. Tu sei pronto? E a casa? Spero che intanto mando un messaggio perché... Un attimo, voglio creare tensione. Non troppa, però. Vai! E potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. Mi dispiace solo non leggere il presidente, ma so che è con noi. Nel mondo di Dubai, nel mondo fatato dei soldi. Ha speso milioni per questo, non ha speso milioni per la squadra, ha speso milioni per ristrutturare lo stadio, per dare un'identità a una squadra che non esisteva più. Ha preso dei giovani ragazzi, li ha portati in alto. Ma adesso è il compito più difficile. L'impresa, il sogno. Giocatori che sognano questo momento da quando hanno 5 anni. Signori, Venezia e Genoa. La partita per il sogno. Vai! E ora si fa sul serio. Si parte. Deve essere la giornata di festa oggi. Vediamo come evolve. Il Cume. Cross troppo lungo per tutti. Chiede scuse ai Tutto compagni. è nelle nostre mani. Se vinciamo, siamo in Europa. Minchia. Bode. Cerca la profondità sulla fascia. Cross il pallone a centro. Terence! Allontana. Micro. Buona la conclusione. Se quel tiro fosse stato nello specchio avrebbe creato seri problemi al portiere. Grande Api. Non so come sta parlando, ma va bene. Decidono di giocarla all'indietro. Cerca spazio. Il Venezia Ci sarà un gol Europa? Chi lo segnerà? Queste due squadre si sono incontrate. Mencarelli. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Allarga sulla fascia. Ma Mencarelli, cazzo, non so. Sì, Mencarelli, scusate. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Eyman. Ecco il tiro. Eyman! Contropiede troppo lento. Non ha agito abbastanza in fretta. Non so se basta il pareggio, non lo so, ragazzi. Stanno giocando un ottimo primo tempo e si sono già creati 2 occasioni importanti. L'atteggiamento è quello giusto. Ora però devono sistemare la mira. Veneziano. Tocco preciso. Palla larga in Mencarelli. profondità. Geometra. Ottimo disimpegno, fondamentale. Mamma mia, sento la squadra che è no tesa di più. Il Venezia non è mai stato in Europa nella sua storia. Fallo, calcio di punizione. Entra micro proprio per la partita del niente. Eyman. Prova la giocata nello spazio.
questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione Mamma dal mia. limite. Prova la conclusione. No, no! Il Venezia se l'è cavata stavolta, ma non devono concedere troppe punizioni da quella posizione. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ragazzi, calma, ragazzi, calma. La mette dentro. Il cross attraversa Mamma mia. tutta l'area da parte a parte. Non so neanche per un attimo. Aspetta, ragazzi, il capo adesso le robe, oh. Passaggio in avanti. Occhio, bravissimo Api. Api se ne va splendidamente splendido. E la passa al geometra che si tocca una partita importantissima proprio nella partita decisiva. È in forma. Mencarelli! Difficile arrivare su un traversone del genere. Dai, un tifoso, grandissimo, chiunque tu sia. Adrian Centurion Prova a salire sulla fascia sinistra. Gervasi, no! No! aveva spazio davanti alla porta, grande occasione fallita. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Prova il filtrante. Geometra. Bravissimo, dai Nasdaq, Nasdaq con il veneziano! Sempre lui! Calma. Questa è da screenshot, ma calma, non è successo ancora niente. Grande Nasdaq. Fenomeno Colpito Nasdaq. bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Un gol del vantaggio. 32 gol ragazzi, Hanno 32 gol. segnando il primo gol. Ora dovranno Veneziano un po' pazzo o qualcuno. addirittura il vantaggio. Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Non è Micro. andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una Non doveva partita. pensare al pareggio, perché il pareggio non basta. Forse no. No. Palla intercettata. Terence. Bravissimo C'è la Terence. palla lunga in avanti. Bravissimo Prova a Heyman scavalcare Terence. il centrocampo con il passaggio. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Peccato. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate Heyman. decisamente meglio. Bravissimo Heyman. Per il Bode! Il Bode c'è! Il Bode l'ha messa 2-0! 2-0! Il Penza non ci crede, nessuno ci crede! Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi. non poteva sbagliare. Mi sembra che la difesa qui abbia le sue colpe. Il giocatore che ha segnato era completamente libero, gli hanno lasciato troppo spazio. Il e Penzo sono non ci stati crede, il puniti Penzo non ci giustamente. crede. E si riparte da un netto 2-0. Terence. Con questo gol possono affrontare Non è il match successo con niente, maggiore raga. tranquillità. Prova a saltare il centrocampo. E passa. I due gemelli l'hanno Cerca a messo. fondo, palla al piede. Prova il filtrante. L'Axalt. Con il cross. No! Nessuno Mamma mia, tira sul cross. buco generale, ma ci salviamo. Grande ancora Heyman, mamma Prova un mia, traversone Paul. dalla tre Il quarti. Bode. Il Bella Bode vede palla, veneziano, bella questa è dura, infatti. Però, madonna, il viene Venezia è respinta. straripante. Mencarelli, il geometra. Cerca di... E arriva il 2-0. fischio finale di questa prima frazione di gioco. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Che secondo tempo è campionati, che cominciato. campionati. Palla Una squadra di giocata giovani sulla ragazzi, fascia. quasi tutti Prova a italiani. seguire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Sta realizzando un'impresa. Che però è ancora lunga, manca un tempo. Prova a passare Manca un la difesa, tempo, manca un scavalcandola tempo. col pallone profondo. Luca Rigoni appoggia il pallone largo. Gervasi, con mito, che ancora ricordiamo, aveva ancora negli occhi un miracolo che non ha proprio senso.
La Konami, cazzo, mi deve fare santo per come sto trattando Ha la PES. possibilità di Occhio! andare verso la porta. Mamma mia. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Alexandro, Il non ti passaggio è stato preoccupare. illuminante. Certo, Non ti l'azione preoccupare, avrebbe ma meritato stiamo di finire calmi, con non il si gol. festeggia niente per il momento. Il Genoa si trova in una situazione Non ha fiducia in me, delicata. Ale, Il sa che tecnico è che sotto accusa allenatore a causa di sono. alcune scelte discutibili. Sembra però avere ancora la fiducia della società. Sì, l'allenatore non si è tirato indietro, ci ha messo la faccia. Nel post partita si è assunto tutte le responsabilità. È innegabile che il risultato sia stato condizionato anche e soprattutto dalle sue scelte tattiche. Rigoni. Il Genoa ha 55esimo. un'impostazione di gioco ben precisa, Gervasi, che cerca bravo. di sfruttare al massimo le fasce laterali. Heyman. Eh sì, in effetti Attenzione tentano al Bode. spesso di sfondare sugli esterni. Il Esatto, Bode, hai brutto ragione, e errore qua cercano del di Bode. sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. Heyman. Vuole la profondità. Cerca Veneziano. di sfruttare lo spazio sulla fascia. La mette in mezzo. Il Bode. Peccato Fuori in gioco. offside dal guardalinee. Fuori gioco vanifica un'azione spettacolare. Splendido il tocco di prima. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Il portiere la calcia lontano. 2-0 ragazzi, ma stiamo calmi. Ottima Ancora vedo pressione già sua. Palla stesa gasati anche gli uomini in panchina, ma Guadagna stiamo metri. calmi. Prova la giocata nello spazio. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Ottima chiamata. Era davvero difficile vederlo questo fuorigioco. Siamo bene. No, no, bruttissimo questo. Niente da Bravissimo fare, Api. non passa. Micro. Terence. Il Genoa ha deciso di aumentare la densità in mezzo all'area. Sì, Heyman. proprio così. Bravissimo Credo vogliano Heyman. limitare i danni sui cross Come? e le palle alte, piazzando un sacco di uomini in mezzo all'area di rigore. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Tocco morbido. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Prova il filtrante. Dai raga, ancora non ci E credo. trova Cazzo. bene il compagno. Api. No, Api. Si libera la grande. No. Ecco che parte il cross. E supera il portiere. Niente, sono Insacca nelle mie stagioni, un nelle mie gol carriere, molto importante. nelle nostre serie, nelle mie serie. Bisogna sempre soffrire fino all'ultimo. Un cross perfetto. Non poteva sbagliare. C'era scritto basta spingere. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Andrea Bertolacci. Porta a casa la terza rete della stagione. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol Alerec. accende le loro Alerec. speranze. Ora faranno tutto il possibile. Al cubo di Rapina! Di Rapina! È sempre lui! È sempre lui! E questo zittisce gol il dà una mondo! maggiore sicurezza. Guarda come si incazza! Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Ecco cosa succede a lasciare spazio in area a un giocatore come lui. Ma perché nessuno l'ha marcato? E La vaffanculo. difesa poteva fare molto E meglio. vaffanculo! E vaffanculo! E si riparte con 2 gol di vantaggio. Due E gol di adesso vantaggio meritano la sono tanti. standing ovation, Ma perché ormai attenzione, questo è nel il calcio segno può succedere di tutto. che dobbiamo andare, non me ne frega più niente. Poi mettiamo che Ramos se lo merita per tutto quello che ha fatto. E Michelotto che nonostante tutto ha chiuso in crescendo la stagione. Pallone morbido verso la fascia. Andrea Bertolacci. Mamma mia, Conquista ragazzi. La palla. La mette sulla fascia. Può andare alla Stiamo conclusione. calmi, ci manca ancora un quarto d'ora, La cross in mezzo. E alla fine si salvano grazie a questo clamoroso errore degli avversari. Centurion è stato un po' sfortunato in questa occasione. È mancata sensibilità al suo gesto tecnico e la palla è finita fuori. Un quarto d'ora, qualcosa che non ha senso. Alamos, un grande condottiero Alamos. Il Bode. Occhio al tiro. Il pallone finisce Ci saranno soprannomi per lontanissimo dalla tutti a porta. fine Il stagione. tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Pallone alto e lungo sulla fascia. Attenzione alla panchina, attenzione uno striscione con scritto: ragazzi, questo Palla sogno giocata alta sulla fascia. è meraviglioso, ma non è ancora sogno, non è grande Api, non c'è ancora il sogno. La squadra ormai è troppo pensata a festeggiare, no! Conclusione. Mamma mia. Ma doveva mettere Però c'è lo striscione, ragazzi, c'è lo striscione, la Si è curva fatto prendere del dalla penzo. tensione probabilmente. Grazie per questo sogno.
Prova a verticalizzare. Manca ancora troppo. Io non ci credo ancora. Cerca spazio. Ma come Ale? Non è entrato... Non ci credo, Mette in mezzo no. il traversone. Il Ed cume. ecco il colpo di Scusami, adesso vedo. testa. E questa Porca era veramente una miseria. grande occasione. Beh, lui ci ha provato. Porca Era una miseria. grande Scusami occasione Ale, per loro. cazzo, vabbè. E prova Lo a sai che segnare per il in mio questa cuore lotta. ho proprio È evidente sbagliato. che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Vabbè, scusa Alessandro. Cerca di Scusami superare vecchio la mio, difesa con questo scusami. pallone lungo. Scusami. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Scusami Ale, Brutto scusami. l'intervento. Adesso Pensiamo alla inevitabile squadra, arriva anche la scusami Ale, sanzione. scusa Agi, Cartellino scusa. giallo per lui. Scusa, Compagni porco sembrano di Agi. davvero preoccupati per le condizioni di questo giocatore. Grazie. Nessuno raccoglie il Terence. traversone. 4 minuti. Prova a giocarla dentro 4 dalla minuti. distanza. Heyman. Prova a Heyman fa metterla capire che subito in comanda aria. Pallaccio su C'è il Heyman. fischio dell'arbitro e fallo. L'arbitro va a dirgli due parole. Mamma mia, E calma. forse potrebbe No, tirare fuori il attenzione. cartellino. No, bellissima scena. Il rumeno per far ridere il Cume per l'errore nel cambio. Gli butta un gavettone. E il Cume la prende con una risata. Bellissimo Agi. Agi è buono e se la ride. Ha capito Michelotto. Michelotto. Tiro. Idea buona, precisione no. Bellissimo, bellissimo Agi che abbraccia il Cume e gli sussurra qualcosa, forse non so, si va a Bucarest a mignotte, non si capirà mai sta cosa, ma manca un minuto. Si sta preparando Spallic. l'invasione. Tocco morbido. Si sta preparando l'invasione, Fioi. La mette dentro. Si Passaggio prepara intercettato. l'invasione, Gervasi, sempre splendido. Mamma mia, 20 leoni C'è tra spazio. la panchina e i titolari. Pallone morbido. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Mamma mia ragazzi, mamma mia siamo in Europa, Palla Beppe. in Siamo in profondità Europa, cazzo, che miracolo. Siamo in C'è il Europa, vuoto siamo in del pubblico, Europa, si chiude la sfida, cazzo. triplice E il fischio Cume è dell'arbitro. capocannoniere Ce l'hanno alla prima fatta, stagione. una grande vittoria. Sono A riusciti 19 vincere sugli anni, avversari. mamma E mia. ora i tifosi possono festeggiare. Credo che la squadra abbia Siamo fatto il in massimo Europa, quest'anno e che i siamo in giocatori Europa, abbiano la la onorato la 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 maglia la, che siamo in indossano. Europa. Pare che la società intenda rafforzarsi nel prossimo calcio. Siamo in Europa Se faranno le League, mosse siamo giuste, in Fabio, Europa il prossimo anno League. saranno ancora più competitivi. Gavettoni, siamo in Europa. Siamo in Europa. Il Cume chiude la grande. Miki, ti saluto e ti voglio bene. Mamma mia, la Lazio pareggia addirittura. Incredibile, incredibile. Chiudiamo quinti alla fine, chiudiamo vicinissimi alla Champions League, non ci credo. Siamo in Europa, non ci credo ragazzi, non ci credo. Non ci credo, si salva qua. Mincarelli sta migliorando. Io non ce la faccio più. Ai, ai, ai. Veneziano entra capocannoniere e Veneziano entra nel migliore squadra della stagione. Ancora no. Mamma mia, per sbocciare davvero Mencarelli, non ci credo ragazzi. Siamo arrivati quinte. Apicella subito pensa alla prossima stagione ragazzi. Io saluto Apicella, non so se ci sta sentendo, mi dispiace per il nostro presidente che purtroppo non è presente con noi a livello di chat. E niente, non so che dire, non so che dire. Siamo in Europa League, è un evento. Io avrei voglia di giocare ancora, ma è chiaro che non è possibile, anche perché giustamente anche andare a lavorare, tutti dobbiamo lavorare, andare a scuola. Nella prossima stagione, nel prossimo video faremo vedere un po' le statistiche, sceglieremo 2 acquisti e chi mandare in prestito. E niente, non sono parole. Sì, se non era per quei 9 punti andavamo in Europa League, ma è giusto così, in Champions League. Ma forse non siamo ancora pronti per la competizione più importante.
Miki, non lo so, devo pensare perché c'è Sidotti, ce ne sono altri in questo momento, adesso bisogna un attimo capire. Io comunque, comunque ci pensiamo. Sidotti penso quali certamente. Anche lo stesso Bartolucci è da tanto qua, quindi no, domani sono con la fanciulla. Quindi bisogna un attimo decidere. Comunque le stagioni saranno tante, quindi ci sarà spazio, penso, per tutti. Eh, e Michael Francone, cazzo, è vero. C'era Francone e Sidotti come primi due. Non lo so, se ne facciamo due all'anno, quindi non lo so, Miki. Ancora forse un po' presto. Alessandro. C'è anche Romano Giangrosso in realtà. Sì, ce ne sono tre, porca miseria. Oh. Roma, è vero. Ciao Bartolucci, ciao. Vabbè, venerdì facciamo i due acquisti, quindi c'è anche da capire chi vendere. Tanto bisognerà ricomprare Pirchio. Dopo penso che ritornerà però in prestito. Gigi Pala lo stesso, perché purtroppo si vede poco. O se no, finché Pirchio lo teniamo, non lo teniamo, lo possiamo anche lasciare. Quando lo rivediamo, magari ritorna. E niente ragazzi, notte a tutti, un abbraccio, un saluto, grazie a tutti, grazie Eyman, grazie Alessandro, grazie Presidente, grazie veramente a tutti. E niente, siamo in Europa League. Un saluto dal commendone veneziano. Ciao! We are the world, we are the Eyman. Il Poleiman è con noi. Poleiman è il più bello dei ragazzini. Eyman, Eyman, un uomo un po' bambino, un bambino un po' uomo. Ciao ragazzi.